Ben trovati 25 marzo 2022, festa del popolo veneto. Siamo oggi insieme per vivere le premiazioni dell'11ª edizione del concorso scuole, tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale del Veneto. Gli enti promotori di tutto ciò, beh, lo sappiamo, ma lo ricordiamo bene. La Regione del Veneto con l'assessore all'identità, l'assessorato all'identità veneta, il comitato Proloco Umpli Veneto e il MIUR, l'ufficio scolastico regionale. 25 marzo con una legge regionale è stata istituita la festa del popolo veneto, che vuole ricordare un mito di fondazione, la nascita di Venezia. Ovviamente una festa di comunità e per la comunità, per valorizzarne le tradizioni, la cultura, l'identità. Tra poco avremo gli ospiti, gli organizzatori che ci porteranno i propri saluti, ma soprattutto le proprie riflessioni, ma ricordiamo che il concorso è aperto a tutte le scuole della regione del Veneto, ma non solo, anche alle scuole italiane dell'Istria e della città di Fiume. 65 i progetti che sono arrivati da 57 scuole. Tra poco avremo le premiazioni, avremo anche dei mini clip, dei mini video che racconteranno tutte queste progettualità che le classi, con ovviamente gli insegnanti che sono sempre molto vicini a questi percorsi, ci hanno mandato per farli concorrere. Io non voglio dilungarmi, se non ricordarvi che sono tre gli ambiti di premiazione. Ci sarà il primo ambito dedicato alla lingua veneta nelle sue espressioni creative, teatro, musica e poesia. L'ambito 2 riguarda il territorio regionale con il suo patrimonio storico, artistico ed enogastronomico, e il terzo ambito che riguarda la valorizzazione del patrimonio immateriale del Veneto. Entreremo tra poco più nei dettagli, ovviamente, ma io vorrei davvero cominciare dando la parola ai protagonisti che hanno pensato, voluto e sostenuto questo percorso, cominciando da Cristiano Corazzari, l'assessore all'identità Veneto di Regione del Veneto, che saluto davvero di cuore, assessore. Buongiorno a tutti. È un momento di particolare piacere poter anche quest'anno dare continuità alle celebrazioni della festa del popolo veneto, un'iniziativa che diciamo ormai è datata e risalente nel tempo, in quanto siamo all'11ª edizione, e questo grazie naturalmente anche ad un'esperienza che si è costruita nel rapporto con l'ufficio scolastico regionale e con le nostre Proloco, che sono sicuramente il miglior braccio operativo sul territorio. Per noi è un motivo quindi di valorizzazione di quelli che sono aspetti culturali, identitari, che ci stanno particolarmente a cuore e che vengono valorizzati anche dalle nostre leggi regionali. Per noi quindi il tema della tutela e della valorizzazione e della promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto rappresenta una priorità. La priorità per quelle che sono le azioni dell'amministrazione della Regione del Veneto, per i veneti, per la comunità veneta, ma devo dire anche per tutti quei veneti che sono nel mondo e che portano nei continenti quello che è un complesso di valori che fanno riferimento alla cultura e alla tradizione veneta e che hanno saputo sempre rappresentare in modo egregio quello che è un modello di comunità che vede tra i propri punti fondanti il rispetto degli altri, la solidarietà, l'etica del lavoro e la grande capacità di confronto ed uno sguardo molto aperto nei confronti della società. Sono questi punti di forza che noi vogliamo quindi valorizzare e sostenere, dicendo sempre, e non è retorica, che chi ha delle radici profonde ha sicuramente un grande elemento di forza anche per uno sguardo aperto rispetto alle sfide del futuro. Questo vale per noi che apparteniamo ad una generazione ormai consolidata, ma vale soprattutto, penso, per i nostri giovani, e di qui anche l'aspetto di volerlo promuovere attraverso le scuole. Noi pensiamo
che il fatto di valorizzare un patrimonio culturale identitario, una storia, una tradizione, una lingua, rappresenti un valore aggiunto e non certo un aspetto che limita il proprio campo di azione e le proprie prospettive. Anzi, è un valore aggiunto e rappresenta un senso di appartenenza che è una moneta importantissima poi da spendere su tutti i tavoli della vita e in tutti i posti in cui nel mondo andremo ad operare. E, ripeto, ce lo dimostrano i nostri veneti che sono nel mondo e che laddove sono andati hanno raggiunto dei risultati di estrema eccellenza. Nell'ambito di questa edizione vedo che c'è stata una partecipazione importante, oltre 1000 progetti complessivi, naturalmente il ruolo fondamentale delle scuole, dell'UMPLI, il rapporto con gli insegnanti, con i ragazzi, con le famiglie. Quindi questo per noi rappresenta un po' una vetrina, un luogo di confronto, di capacità di riscoprire anche certi aspetti e di vederli magari sotto un'ottica nuova e diversa che hanno i nostri giovani e che è diversa dalla nostra, ma che è comunque un continuo progredire, un continuo divenire. Questo per noi è un motivo di soddisfazione e quindi auguro un buon svolgimento di questa giornata con l'auspicio che la prossima edizione sia finalmente in persona, perché di certo quella sarebbe la soluzione ottimale, e con naturalmente l'ulteriore auspicio che questo sia un percorso che conosca sempre più partecipazione e sempre più fortuna nel futuro. È la nostra aspirazione. Grazie ancora e buon lavoro, buona giornata a tutti. Grazie a lei Assessore. Come dice giustamente, non ci poteva essere percorso migliore nel farlo insieme, scuola e Proloco, un percorso ovviamente di grande valorizzazione. Intanto ricordiamo che in molti ci stanno seguendo dalla pagina Facebook, ci stanno mandando anche il loro buongiorno, i loro complimenti a tutte le scuole vincitrici, da Mariangela, dalla Proloco di Legnago, da Marco Badocco, Stefano Antonini, Flavio Beggin. Grazie a tutti voi e giustamente diamo la parola a una parte fondante di questo percorso, come già detto più volte, parola a Carmela Palumbo, direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale. Ben ritrovata. Buongiorno a tutti. Allora, sono molto contenta, siamo, lo diceva l'assessore Corazzari, all'11ª edizione, quindi ormai direi un'iniziativa consolidata nel nostro territorio che le scuole riconoscono, apprezzano e rispetto alla quale rinnovano quindi la partecipazione. Una iniziativa peraltro che riguarda non solo diciamo la parte del concorso di cui oggi ci occupiamo e andremo alla premiazione, ma che riguarda anche un pacchetto formativo che ogni anno viene proposto ai docenti e che vede sempre una partecipazione molto alta e anche molto attenta del nostro corpo docente. Lo diceva bene l'assessore Corazzari, l'identità, conoscere e valorizzare la propria identità vuol dire arricchire la propria persona e la propria comunità. Noi tutti ormai siamo, diciamo così, in un mondo globalizzato, siamo portatori di una pluralità di cittadinanze, no? Si dice che i cittadini hanno una cittadinanza plurima, una ovviamente europea, nazionale, c'è anche un concetto di cittadinanza globale rispetto a tutte le sfide e i problemi globali che dobbiamo affrontare. A queste si affianca la propria identità territoriale, culturale, linguistica. Che sappiamo non solo, ripeto, è un arricchimento e una componente essenziale, no? Del proprio territorio, della propria persona, ma è anche un fattore che lo vediamo drammaticamente in questi giorni, in questo mese orribile che la nostra Europa sta passando, è anche un fattore che deve essere riconosciuto profondamente nella sua storia, nelle sue dinamiche, perché chi sottovaluta l'identità culturale, storica, linguistica di un territorio
commette degli errori storici, diciamo così, gravissimi. E non mi dilungo oltre, perché credo che tutti abbiamo diciamo conoscenza dei fatti che stanno accadendo in Ucraina e di come diciamo un popolo stia difendendo strenuamente proprio questi valori, fondamentalmente. E quindi è importante, diciamo, conoscere, direi non solo i propri, ma attraverso la conoscenza dei propri valori, della propria identità, secondo me ci si educa anche al rispetto della cittadinanza, della lingua, della cultura degli altri. Quindi anche un fattore di democrazia importantissimo che va insegnato, cioè la diversità, la diversificazione delle lingue e delle culture è un elemento diciamo, di conoscenza e di arricchimento che diventa anche il rispetto dell'identità e della cultura altrui. Quindi credo attraverso queste iniziative anche una grande azione di educazione civica nelle nostre scuole. Sappiamo, è un insegnamento che è entrato nelle nostre scuole a carattere trasversale. Attraverso queste iniziative possiamo anche veramente sviluppare le competenze di cittadinanza dei nostri studenti. Grazie, mi fermo qui e mi dispiace che fra non molto dovrò anch'io lasciare, ma comunque seguirò l'inizio della premiazione. Grazie. Grazie a lei, direttore, grazie per queste ovviamente riflessioni che poi sono il fulcro fondante di questo concorso. Io continuo a salutare, non potremo farlo con tutti, chi ci scrive, da Ilaria, Irene, da Giovanni Ghisellini, Umpli Rovigo, da Ellen, da Federico Gasparin, del Consorzio del Proloco di Treviso Centromarca, ma io darei la parola a chi poi in tutto il nostro paese percorre questi processi di valorizzazione delle varie identità, come diceva il direttore Palumbo, che poi sono sinonimo di crescita culturale, di crescita identitaria, democratica. Io do la parola ad Antonino Laspina, che è presidente di Umpli Nazionale. Sì, Antonino, ben ritrovato anche a te. Ciao Luca e buongiorno a tutti gli amici del Proloco del Veneto. Si riconsolida questo importante appuntamento, un appuntamento che vuole essere veramente un momento dedicato alla nostra identità culturale. Intanto mi complimento sempre con il Comitato regionale del Veneto, con il presidente Giovanni Follador e tutto lo staff per essere riusciti anche in questi momenti un po' complicati a portare avanti questa iniziativa e lo stesso va per le scuole, per tutti i bambini impegnati che in questa fase sicuramente non hanno potuto seguire con la stessa assiduità e attenzione, visti tanti problemi che abbiamo vissuto tra DAD e tante altre attività un pochettino rallentate. Però essere riusciti a realizzare 65 progetti e la partecipazione di 57 scuole credo che sia veramente un grandissimo risultato in questo momento così delicato per la nostra nazione. Quindi ancora di più assume un valore aggiunto a quello che viene fatto per quanto riguarda l'ambito culturale, per quanto riguarda l'apporto che viene dato alla conoscenza della nostra identità storica e culturale e a quello che riguarda appunto il valore di poter trasmettere quelle che sono le nostre più importanti radici, che sono appunto legate al nostro essere uomini di questa cultura. Quindi credo che in questa fase storica questo momento abbia un valore molto più elevato rispetto a tante altre questioni che vengono poste. Quindi mi complimento ancora, ringrazio l'assessore Corazzari, che rivedo sempre con piacere in questi appuntamenti. Non posso non ringraziare chiaramente il presidente Luca Zaia per l'attenzione che ha nei confronti delle nostre Proloco
venete e per tutte le Proloco d'Italia. Quindi una bellissima realtà che va sempre avanti, che riesce a determinare anche un rapporto con il territorio molto forte, con tutte le nostre Proloco, con le scuole, i bambini. Ecco, un aspetto che va ad essere proprio nel vivo della nostra radice. Noi a giorni andremo a firmare il rinnovo del protocollo con il MIUR, proprio basandoci su queste esperienze virtuose che qui in Veneto sono state realizzate. Quindi penso che tutto questo debba essere anzi esportato in altre regioni, anche perché tutte le nostre regioni hanno una identità e un rapporto con la propria comunità da preservare. Quindi complimenti ancora, grazie, buona continuazione e al prossimo anno, magari tutti insieme nella splendida cornice di Venezia. A presto. Grazie Presidente La Spina, davvero un saluto di cuore a tutte le Proloco d'Italia. Noi ci avviciniamo al momento delle premiazioni, tra poco incontreremo le scuole, gli insegnanti, ci racconteranno i progetti, scuole che ancora non sanno l'entità del premio che andranno a ricevere. Nel frattempo salutiamo anche il Comitato Provinciale Umpli Padova, che ci scrive e che ha ovviamente piacere di partecipare a questa giornata. Passo volentieri la parola per il proprio intervento a Maurizio Tremul, presidente di Unione Italiana Slovenia e Croazia. Ben trovato. Eccolo, il microfono attivato, mi sentite adesso? Perfetto, la sentiamo bene. Buongiorno a tutte e a tutti, Buongiorno, grazie Presidente, per questo invito. È sempre un grande piacere essere vostro ospite. Credo che nelle 11 edizioni, credo di averne perse pochissime, è una cosa a cui tengo molto e mi fa molto piacere appunto poter salutarvi a nome personale, a nome dell'Unione Italiana, di quegli italiani che stanno in quella che a suo tempo era la terra d'Amar, quella dall'altra parte di questo Adriatico che unisce questi nostri territori. Io ovviamente vorrei complimentarmi con tutte le scuole, tutti gli discenti che hanno partecipato e che hanno comunque partecipato, a prescindere poi se hanno vinto o meno, e coloro che hanno vinto, e ringraziare anche le scuole della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia che hanno partecipato. Quest'anno sono solamente 3, se sono ben documentato, e mi dispiace che rispetto ad altri anni la partecipazione sia stata minore. Sicuramente ci sono delle cause oggettive legate anche alla pandemia che ha colpito tutti noi, le difficoltà di svolgere lezioni in presenza, eccetera. Dovremmo, e questo è un impegno che prendo con tutti voi, lavorare ulteriormente affinché la partecipazione a questo concorso possa essere nei prossimi anni quanto più ampia possibile. Mi sembra doveroso cogliere questa occasione per sottolineare 2 punti importanti rispetto a quando ci siamo sentiti un anno fa. Nel frattempo noi siamo riusciti a ottenere come Unione Italiana la registrazione del dialetto istro-veneto quale patrimonio culturale immateriale della Repubblica di Slovenia prima e poi della Repubblica di Croazia. Quindi oggi il nostro dialetto è patrimonio culturale immateriale tutelato dai 2 paesi. Questo mi sembra un dato culturale, politico, istituzionale, etico molto, molto elevato, e è stato un processo che in Croazia abbiamo svolto assieme all'Università Juraj Dobrila di Pola, della facoltà di linguistica, di lingua e letteratura, e assieme alla Regione Istriana. Con la Regione Istriana proprio pochi giorni fa abbiamo firmato un protocollo d'intesa per avviare comunemente una serie di azioni per tutelare l'Istro-Veneto, che è lingua ma che è anche cultura, che sono tradizioni, e quindi avvieremo una serie sistematica di iniziative che dureranno durante tutto l'arco dell'anno per poter appunto tutelare
e promuovere, far conoscere, far studiare la nostra bellissima lingua. Faremo, stiamo già avviando, abbiamo messo anche delle risorse per creare la casa dell'Istro Veneto a Buie, non soltanto per le attività legate al Festival dell'Istro Veneto, ma appunto per le più complessive attività che stiamo portando avanti. A breve avremo la pubblicazione dell'Atlante numero 3 dell'Istro Veneto dell'Istria nord-occidentale e stiamo lavorando anche per poter avere da parte dello Stato italiano le risorse per la grammatica dell'Istro Veneto. Sono, credo, informazioni utili rispetto a questo splendido rapporto che abbiamo con la Regione Veneto, con l'UMPLI, con ovviamente gli esuli e la Federesuli in Italia, ma per dare il senso delle attività che stiamo portando avanti, che partono dall'educazione, dalla scuola, come è stato giustamente detto prima da chi mi ha preceduto, ma che hanno anche altre implicazioni culturali. Quindi vi lascio, so che avete un'agenda molto, molto importante, con congratulazioni a tutte le scuole, a tutti i discenti vincitori in questa bellissima edizione. Grazie. Grazie a lei Presidente, grazie davvero per la sua presenza, il suo continuo stare vicino a questo concorso e ovviamente all'UMPLI Veneto. Grazie ancora, intanto anche degli istituti ci mandano i saluti, vedo il Sommariva di Cerere, il proprio dirigente e tutto il personale che è collegato e ci sta vicino. Andrei da Alessandro Cook, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Venezia, Giulia e Dalmazia. Ben ritrovato anche a lei, Cook. Sì, grazie dell'invito. La nostra associazione partecipa sempre volentieri e collabora a questa iniziativa. Grazie a Stefano Antonini, che è il nostro rappresentante nel gruppo di lavoro, e devo dire che portare avanti un'iniziativa di questo tipo, soprattutto in questo periodo, è veramente molto molto importante dare continuità. Quindi grazie all'UMPLI, grazie alla Regione Veneto e all'assessore Corazzari, grazie all'ufficio scolastico regionale, con il quale peraltro come associazione lavoriamo anche con altri progetti nelle scuole. Pensiamo a un concorso regionale che è in fase di conclusione sui temi del giorno del ricordo. Quindi per noi è estremamente importante lavorare nel mondo della scuola, una grande priorità, e lavorare appunto con la Regione Veneto, mettendo insieme, come diceva Maurizio Tremu, anche le scuole italiane dell'Istria e di Fiume. Questo è un elemento che prende in considerazione la storia comune della Repubblica Veneta. Oggi si parla anche di festa, no, del popolo veneto, e sappiamo che la storia e la lingua anche, perché parlava prima Maurizio dell'Istro Veneto, c'è questa lingua e questo dialetto comune che è importante ed è giusto valorizzare. Quindi io ringrazio tutti coloro che hanno collaborato a questa iniziativa, che è veramente molto molto importante, e soprattutto ringrazio tutte le scuole, gli insegnanti, i dirigenti che hanno contribuito a partecipare, perché anche questo è stato un anno scolastico indubbiamente difficile, problematico, e quindi fare del lavoro straordinario, diciamo supplementare come questo, è veramente molto importante e testimonia proprio l'impegno e la volontà che il mondo della scuola ha, e che molto spesso è anche sottovalutata. Invece è un frutto del lavoro di tanti insegnanti e di tanti ragazzi che lavorano veramente con grande impegno. Quindi grazie a tutti e buona giornata di premiazione. Grazie a lei Vicepresidente, giustamente ha fatto notare questo aspetto, che lo avremmo ricordato, delle difficoltà ulteriori in questo percorso pandemico, e le scuole davvero hanno risposto molto bene, grazie anche, poi ne approfitto, ai volontari del Proloco che non hanno mancato la loro vicinanza nella pandemia alla popolazione, con attività, con sostegno e con aiuto. Intanto Stefano Antonini, come diceva Alessandro Cook, è presente anche su web e ci dice: viva l'Istro Veneto, saluti anche dall'Algarotti di Venezia, grazie dal Vise Busetto, anche un saluto ci arriva dall'Istituto Comprensivo San Giovanni Lupatoto e dall'Istituto Comprensivo di
Chioggia. Un saluto alla professoressa Antonella Zennaro. Noi andiamo in chiusura di questi interventi con, è stato nominato più volte l'importanza, l'apporto di UMPLI delle Proloco, e non potevamo che non dare la parola al presidente di UMPLI Veneto, Giovanni Folador. Prego. Buongiorno a tutti. Che dire, è già stato detto più o meno tutto in premessa. Io mi limito solo a dei ringraziamenti. È chiaro che quando si parla di patrimonio culturale, delle tradizioni, della storia di un popolo, non è questo un tema che non possa essere nel core business delle Proloco. Per cui da 11 anni collaboriamo con la Regione su queste tematiche e con l'ufficio scolastico regionale. Nonostante le difficoltà del momento, sia lo scorso anno e sia quest'anno, c'è stata, a mio avviso, una buona partecipazione delle scuole, e anzi, da ringraziare veramente. Moltissime scuole hanno collaborato con le nostre Proloco nel portare avanti i loro progetti. Anche questo voglio ringraziare tutte le Proloco sul territorio, si sono date da fare. E poi oltre, al di là delle istituzioni, la regione, l'ufficio scolastico regionale eccetera, voglio ringraziare soprattutto chi poi materialmente coordina, fa e lavora dietro le quinte per tutto questo. In particolare il responsabile per l'UMPLI Veneto di questo concorso, che è, lo conoscete, Fabrizio Tonoma, ci tengo a dirgli un grazie, presidente anche dell'UMPLI Venezia e membro della nostra giunta regionale, e tutti i membri delle commissioni rappresentanti delle Proloco. Forse lo citerà anche qualcun altro, ma ho piacere di citarli io per ringraziarli, perché fanno un lavoro egregio, volontario e di alta qualità. Mariangela Doretto, Armando Favaretto, Giovanni Ghisellini, Teresa Meggiolaro, Giuliano Venturini, Giorgio Zamboni, e poi è bello vedere nell'elenco anche Fiorenza Pietropoli, che ci ha sempre seguito anche da quando era in regione. Oggi la passione di queste persone, che pur terminando un lavoro continuano a farlo in modo volontario, e questa è la bellezza di queste attività fatte tutte assieme. Ma poi un grazie veramente di cuore lo voglio fare anche a un'altra persona, che poi l'UMPLI Veneto è strutturato e ha un ufficio, ha delle persone che ci lavorano ci lavorano come dipendenti, ma ci lavorano col cuore. E quindi voglio ringraziare Paola Bitt, fra poco di nuovo mamma, che ha seguito e sta seguendo con grande passione, al di là di tutto, questo concorso. Grazie Paola. Grazie a lei Presidente. Dopo magari facciamo anche un'intervista a Paola in diretta, no Presidente? Potrebbe essere un'idea. Sicuramente sarebbe una bella idea. Sicuramente vuole, soprattutto. Sì, allora, sì, sicuramente è disponibile. Tanti concetti anche da parte sua, ovviamente, a ricordare la commissione che ha valutato i lavori pervenuti. Io li ripeto giustamente: una commissione composta da Monica Nonis e Sabrina Forti per Regione del Veneto, Francesca Favino e Umberta Sandre per l'ufficio scolastico regionale, e Stefano Antonini, Mariangela Doretto, Armando Favaretto, Giovanni Ghisellini, Teresa Meggiolaro, Giuliano Venturini, Fiorenza Pietropoli e Giorgio Zamponi per UMPLI Veneto. Coordinatori della commissione, lo abbiamo detto, Fabrizio Tonone e Stefano Antonini, e abbiamo il piacere di avere con noi ovviamente Fabrizio Tonon, già ben presentato dal presidente Folador. Ciao Fabrizio.
Intanto Fabrizio, ti segnalo che continuano ad arrivare anche le scuole che ci salutano, al di là dell'Umpli, vedo il Consorzio delle Proloco del Basso Veronese, grazie a Teresa, Miria dal Consorzio del Cittadellese e ancora Pietro Urbani che ci saluta dall'Istituto Tecnico Piovese di Vicenza. Ovviamente un grazie anche a Monica Bellesso del Liceo Einstein di Piove di Sacco. Grazie ancora. Fabrizio, cosa dire di più? Insomma, un percorso di anno in anno sempre più bello, sempre più ricco di contenuti. Sì, buongiorno Luca e buongiorno a tutti, e naturalmente ringrazio tutti coloro che sono intervenuti precedentemente e li saluto. È bello vedere che c'è anche una grande partecipazione sul web e quindi grazie a coloro che messaggiano e ci inviano gli auguri. Naturalmente lo facciamo anche noi, come lo stai facendo tu molto egregiamente. Ripeto un attimo, oggi è il 25 marzo e siamo arrivati alla premiazione e quindi a dar corso alle premiazioni e gratificare tutte le scuole. Purtroppo ce ne sono 27 che avranno un riconoscimento, ma tutte le altre sono meritevoli di avere una grande gratificazione da parte, credo anche da parte della regione e dell'ufficio scolastico. In questi mesi gli insegnanti e soprattutto le direzioni didattiche si sono impegnate a fianco degli studenti per portare a termine questo concorso. Ci sono state purtroppo delle defezioni dovute ai tempi. Voglio ricordare, proprio perché prima lo diceva Tremul, che l'Istri è molto presente e hanno lavorato, purtroppo non sono riusciti a presentare dei lavori e a concluderli, ma cito per tutti Teo Banco e quindi l'importanza delle scuole venete e delle scuole di lingua italiana nell'Istria. Quindi capite qual è la valenza e la risorsa che tutti questi studenti ci portano. Qui c'è stata una forte interazione anche fra varie entità, anche generazionale. C'è stata una forte valenza sociale nei lavori, ma anche una visione della sostenibilità, tanti argomenti che parlavano d'acqua e anche a livello internazionale. Quando si parla di scuole venete e istro-venete si parla un po', lo diceva benissimo anche la direttrice dell'ufficio scolastico, si parla un po' del mondo, perché poi vedremo anche dai filmati, dentro le scuole venete c'è un mondo internazionale, quindi quando si esprime in veneto è una cosa, e vederlo fare da diversi insegnanti e da diversi studenti è importante. Le collaborazioni, tu hai citato comunque i 3 ambiti che poi avremo modo di citare volta per volta. Noi abbiamo appunto la collaborazione fondamentale con la Regione del Veneto, l'ufficio scolastico, diciamo la Regione del Veneto che ci è sempre stata a fianco, perché abbiamo dovuto un po' centrare il tiro anche con le date di presentazione dei progetti e via dicendo, anche l'ufficio, quindi con la Monica Nonis e Sabina Forti, anche con Francesca Favino e Umberta Sandri dell'ufficio scolastico, misuravamo un po' la pressione di qual era la situazione nelle scuole, proprio in virtù del fatto che abbiamo visto e riconosciamo qui in questa sede il lavoro da parte degli insegnanti per seguire i ragazzi e per portare a termine questo grande lavoro. Quindi è stata una bella cavalcata. La commissione non ha avuto, che è stata citata da te ma anche dal presidente Follador, ha avuto un lavoro non facile. Naturalmente, come le scuole si sono dovute incontrare e hanno avuto dei problemi da un punto di vista di interazione, noi ci siamo
incontrati anche noi online, abbiamo fatto un lavoro difficile e anche di scelta di chi riconoscere qualcosa di più. Però, ripeto, tutte sono meritevoli proprio per il fatto di aver prodotto dei lavori molto molto importanti. Avremo modo di parlare anche delle fattorie didattiche del Veneto storico con le rievocazioni storiche che riguarderanno l'ambito 3. Voglio poi dire che i rapporti con le scuole italiane e dell'Istria io spero che riprendano e sarà sicuramente a fine autunno che riprenderemo quel lavoro di collaborazione e di visita fra scuole di venete e istriane. Poi avremo modo di affrontare altri argomenti. Volevo citare, oltre che alla Paola, che aveva detto che Paola è il nostro motore di segreteria e che ci ha dato una fortissima mano per portare avanti i lavori e quindi creare dei giudizi che fossero il più corretti possibile, anche la Noemi dell'ufficio Umpli, e poi c'è stata una forte collaborazione, anche un contatto continuo con l'ufficio mio di Venezia, con Angela, per quello che riguarda gli aspetti che partono da adesso e vanno avanti, perché naturalmente tutte le scuole riceveranno un premio che adesso andremo a stabilire e quindi avranno un riconoscimento anche oltre che formale, ma anche in denaro. Grazie Fabrizio. Ovviamente puoi chiedere la parola in ogni momento anche per commentare l'andamento di queste premiazioni. Io ricordo anche a chi si fosse collegato in questi momenti, negli ultimi minuti, stiamo per iniziare, lo faremo tra qualche secondo, le premiazioni dell'11ª edizione del concorso Scuola e tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale del Veneto. Lo facciamo oggi perché è il 25 marzo, festa del popolo veneto, festa istituita dalla Regione del Veneto. Grazie ancora a tutti gli intervenuti e allora ci prepariamo ad andare a premiare nell'ambito 1, ovvero tutti i progetti presentati che riguardano la progettazione e lo sviluppo di attività e prodotti inediti in lingua veneta nell'ambito del teatro, della musica e della poesia che siano caratterizzati dall'originalità oppure dalla rivisitazione di prodotti già esistenti. Ci prepariamo, ma prima ringrazio Alessandro da Pove del Grappa che ci saluta, ringrazio anche l'Istituto di Noventa di Piave che è collegato con noi, un saluto ci arriva anche da Giorgio dall'Agrario di San Bruson di Dolo, grazie anche da Vigo di Legnago e ancora dall'Istituto Veronese di Chioggia. Grazie davvero di cuore e ci prepariamo. Primo premio che consegneremo oggi riguarda quindi l'ambito 1, il teatro, e sarà dato per la sezione scuole dell'infanzia, scuole primarie. Il premio consiste in 900 euro e va alla scuola elementare Martinuzzi, scuola di Gallesano di Milano, Croazia. Complimenti a voi per il progetto che avete presentato che si intitola A passeggio con le ciocche. Vediamo la clip. Ho trovato la ciocca! Hola Fioi, su, muovevesi! Portemi ste ciocche, quel poco che avete trovato. Sì, ma anche qua! Ho trovato un'altra. E come? Dove sapere che una volta la gente viveva alla miseria e prova e riprova a fare qualche de buon de mangiare, alla fine io canta le ciocche. Le ciocche! Maria, guarda, non avevo più le ciocche! E che famo adesso? Su, Vera, mi ha fatto venire un'idea. Ma in inverno ste ciocche dove le trovo? Ma me rangerò. Carletto, vieni qua! Arrivo! Ale, muovete! Come mi ha indovinato? Ma vieni qua che ti danno due struccate. Maria, vieni qua! Sì? Ti vuoi con noi in Venezia? Sì! Ale, Zemo!
Complimenti ovviamente a tutti Grazie. gli attori e le attrici. Io ho in scaletta la presenza di Alda Piccinelli Cettina, l'insegnante referente, ve la vedo in compagnia di altri insegnanti e degli attori anche di questa rappresentazione teatrale. Io sottolineerei anche la difficoltà, no, in questo anno per presentare un progetto simile, quindi complimenti doppi. Buongiorno e grazie a voi. Un saluto da parte mia, della mia collega Anna Giugno Moderschan e dagli alunni, dai nostri alunni. Sono alunni della prima e della terza classe della nostra scuola periferica di Gallesano. Ecco, prima di passare la parola al nostro Thomas, volevo dire che il lavoro ha coinvolto queste due classi. Abbiamo lavorato per un paio di mesi, però ecco, dopo i vari lockdown siamo riusciti a portare a termine il progetto. Il testo è stato scritto dagli alunni e controllato da noi maestre. Gli alunni poi hanno recitato, si sono divertiti e noi li abbiamo ripresi e seguiti. Ecco, le scene sono state girate, come avete visto, per la nostra Gallesano, un piccolo luogo di circa 1200 abitanti, mentre le scene al chiuso sono state girate nella nostra vecchia soffitta che si trova proprio sopra, nella nostra scuola. Ecco, i ragazzi si sono divertiti tantissimo, è vero? Sì! Ecco, per fortuna loro parlano ancora il dialetto è una lingua viva qua a Gallesano. Lascio la parola a Thomas Leonardelli, alunno della Prego, terza Thomas. classe. Il nostro lavoro si intitola A passeggio con le ciocche. Vi domanderete chi o cosa sono le ciocche? Le ciocche sono le comuni lumache di terra. La polenta con il sugo di ciocche è un piatto della tradizione culinaria. Ogni anno la comunità degli italiani di Gallesano organizza una festa che si intitola la Festa delle Ciocche, dove c'è la degustazione dei piatti tipici di Gallesano. Quindi, volendo far conoscere la nostra tradizione, abbiamo scelto di inserire personaggi famosissimi come Carlo Goldoni e la sua Mirandolina. Ecco, questo... Complimenti. Thomas, ma ci inviti allora alla festa? Sì, certo. Li invitiamo, cosa dite? Sì! Benissimo, benissimo, grazie di cuore. Ringraziamo per il premio. Sì, grazie. Sì, Grazie, ringraziamo pure grazie. Ringraziamo l'organizzazione e anche questa bellissima iniziativa. Grazie, siamo noi che vi ringraziamo e soprattutto vi facciamo i complimenti ad alunni e da insegnanti, a maestri. Grazie davvero, buona continuazione e noi proseguiamo in queste premiazioni, andiamo nella sezione scuole superiori di primo e secondo grado e andremo a premiare con sempre il premio di 900 euro la scuola secondaria di primo grado Silvio Pellico di Chioggia, le leggende della città sommersa, il titolo del lavoro presentato. Tra poco incontreremo Laura Penzo, l'insegnante referente, ma prima la clip. Guarda che Giorgetto, quello che gare barchi in riva prima, ha marito che la notte di luna piena capace di vedere la ponte campanile fuori dall'acqua. C'ha ragione. A me certe noti mi pare che dal mare venga su le anime maledette a portarmi via colore. Insomma, qualche notte fa, il Parontoni, e il Titanane, e il bel Pipolente sotto il Manfredin e tutti i fiocchi che lavora, e già in mare a calare le reti. Sì, è vero. In battello, che sarà anche mio sermon Momolio. Ma l'orsi che sapere, andiamo dove? Santa Barbara San Simon, liberete da sotto, liberete da saetta, Santa Barbara benedetta. Ecco con te la storia della città sommersa, che si credeva fosse vicina alla nostra bella Ciosa. Complimenti. Buongiorno. Laura Penzo, insegnante referente, buona giornata. Io immagino, è vero intanto che non sapevate del premio e dell'entità? No, infatti, siamo all'oscuro. quindi una bella Abbiamo sorpresa. saputo ora. Siamo molto felici.
Sì, io volevo brevissimamente, ho tutti i ragazzi qui dietro, raccontare come è nato il nostro lavoro. La leggenda popolare racconta che al largo delle coste di Chioggia ci siano dei resti di una misteriosa città sommersa. In alcune zone del nostro mare il fondale, che normalmente è fangoso e sabbioso, diventa duro e roccioso. E qui le reti dei pescatori un tempo si impigliavano e spesso si perdevano, venivano proprio distrutte. Proprio per questo queste aree vengono chiamate localmente tegnue. Nel nostro dialetto tegnuo significa appunto trattenuto, tenuto. Intorno a questa credenza abbiamo costruito la nostra storia, a cominciare dal testo. La produzione del testo è stata arricchita, come avete potuto vedere, dagli spezzoni, da modi di dire, da canti, da preghiere della tradizione che sono stati inseriti nello sviluppo della narrazione. Molti ragazzi hanno genitori, nonni che sono proprio impegnati da generazioni nell'attività della pesca e questo è stato un valore aggiunto per noi perché abbiamo potuto conoscere in diretta dalle loro parole i racconti del mare che abbiamo fatto nostri per produrre il nostro lavoro. Il codice scritto è diventato poi attraverso la recitazione dei ragazzi. I ragazzi sono divertiti tantissimo a fare questo lavoro e molti sono proprio, possiamo dire, sbocciati, ecco, nella loro espressività. Questo codice scritto si è trasformato poi appunto nell'espressività corporea della voce in modo da ricreare il contesto di due ambienti tipici della nostra vita cittadina, la riva e la calle. E il dialetto è stato proprio il veicolo esclusivo della comunicazione perché anche le parti narrative sono state raccontate proprio nel nostro dialetto. Grazie. Grazie davvero di cuore, è un premio ricevuto e ben meritato. Grazie davvero a lei per il lavoro che fa e ai suoi ovviamente studenti che l'hanno seguita. Grazie davvero di cuore. Grazie a voi e saluti dai ragazzi. Ciao a tutti ragazzi e proseguiamo allora dalla categoria teatro, ci spostiamo alla categoria musica, sempre nell'ambito 1. Il premio di 600 euro per la sezione scuole dell'infanzia, scuole primarie, va per la categoria musica alla scuola primaria Rodari di Vigo di Legnago. Siamo in provincia di Verona, il progetto si intitola Scopro, canto in canto. Via la clip. Giro giro tondo, era bello il mondo, giro nonna mi conta una storia bella lunga e nonno mi spiega la vita di una volta dove tutti quanti stasera sempre insieme, dove anche con poco tutti stava meglio. Mamma bella che l'è fatta pennella, gatte 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 che ridere mi fa, dammi un bel basetto, struccami un noccetto, dammi tanto amore se diceva in dialetto. Questa è una lingua che parla da altri tempi, senti che bello scoprirne la magia, tu che mi ascolti non puoi dimenticare che il dialetto fa parte anche di te. Complimenti allora, grazie ovviamente della vostra partecipazione, spero che siate felici di aver ottenuto questo premio. Maria Pasto, insegnante referente. Prego. Grazie innanzitutto per l'opportunità, ci avete dato questa grande gioia perché non ce l'aspettavamo. Questo progetto inizialmente aveva un titolo provvisorio che faceva così: se la fasemo e se la cantemo. Non avevamo aspettative di vincere. Quindi è nato un po' per caso o un po' per la volontà di ottenere quella normalità che ci è mancata, come dicevate voi in precedenza, a causa del Covid, e cercavamo un po' di serenità e l'abbiamo ritrovata nel canto e nella parola dialettale, nell'espressione soprattutto dialettale che viene utilizzata quotidianamente dai nonni, che magari ci fa anche un po' ridere, però sicuramente è quella che ci apre il cuore. Quindi un grazie particolare. Io
vorrei appunto far parlare i nostri ragazzi, sono 2 rappresentanti del nostro plesso, abbiamo lavorato in 6 classi, loro sono della classe quinta, Isacco e Martina. Prego, Isacco e Martina. Quando noi viaggiamo, scopriamo mondi sempre nuovi e ci riempiamo l'anima e gli occhi di meraviglia. I viaggi più belli sono quelli che facciamo però a bordo della nostra fantasia e della nostra immaginazione. Mondi scoperti ad occhi chiusi, cullati dal suono avvolgente e pieno di tenerezza del nostro dialetto. Ecco che poi, aprendo gli occhi, ci riflettiamo in quello dei nonni, che raccontandoci la loro infanzia e le loro esperienze, ci trasportano in luoghi non poi così lontani. Gli stessi luoghi che li hanno visti bambini. Giochi, cantilene e filastrocche che li hanno fatti divertire quando erano piccoli come noi. Bastava poco e tutto era magico. Nei loro visi sorridenti abbiamo visto occhi vivaci nel ricordare ciò che era la loro vita. Grazie a questo progetto abbiamo scoperto che una volta c'era davvero un poco pieno di tutto. La lingua veneta, con il suo cadenzare e con la sua unicità, ce l'ha fatto scoprire e su queste emozioni in classe abbiamo preparato un canto, scelto immagini e fatto disegni. Osservato foto e giocato con giochi antichi ed è stata un'esperienza indimenticabile. Tutto questo lo vogliamo dedicare a chi ama il nostro dialetto e soprattutto ai nostri nonni che con infinita tenerezza ci tengono per mano e ci indicano la via del nostro cammino di vita. Grazie. Grazie a voi davvero di cuore, grazie ancora e complimenti. Noi continuiamo sulla categoria musica per la sezione, questa volta scuole superiori di primo e secondo grado. Andremo a premiare con il premio di 600 euro il liceo Pigafetta, indirizzo musicale di Vicenza. Il titolo del progetto: Veneto, terra de spirito. Lo ascoltiamo insieme. Tra le colline di questa regione vola nel vento un alato leone, porta con sé tante storie lontane, ricche di gloria, ricchezza e fortune. Certo non facile è stato il cammino, fumo creatori del nostro destino, speranza e lavoro sono stati d'aiuto e grande è il successo che abbiamo ottenuto. Veneto, terra dei liberi, Veneto, mare in montagna, Veneti, gente che trova bene di gente che non se lagna. Arte stupenda abbiamo creato, terribili guerre abbiamo combattuto, sudore, fatica e impegno costante, a fare del Veneto il primo fra tanti. Grandissimi ingegni qui sono vissuti e il loro pensiero ci tiene per mano, ci aiuta a trovare nel nostro cammino. Eccoci, allora grazie ancora per la vostra partecipazione, spero ci sia felicità per questo premio raggiunto. Presente Antonia Arveda, l'insegnante referente, e poi ci presenterà chi è con lei. Sì, buongiorno, grazie davvero, siamo molto contenti e vi ringraziamo proprio per l'opportunità. Devo dire che i ragazzi hanno fatto tutto da soli, quindi sono stati proprio bravi, coinvolti in questo progetto, e quindi lascio la parola a chi ne sa molto più di me, cioè Giovanni Zambon, che appunto è il ragazzo qui. Sì, noi abbiamo scelto l'ambito musica per poter creare qualcosa con le nostre mani, quindi noi facciamo il liceo musicale e abbiamo realizzato tutto, quindi la composizione, la struttura della canzone, il testo, la registrazione. E siamo proprio felici di aver vinto, perché abbiamo impegnato tante ore per questo progetto, e quindi ringraziamo tutti dell'opportunità e grazie del premio, insomma. Beh, tanto siamo noi a ringraziarvi, e magari fatevi voi un bel applauso
di classe, fatecelo sentire. E soprattutto bravi. E c'è il presidente Giovanni Folladoro, il presidente di tutte le Proloco del Veneto, non lo so se è già, eccolo, che voleva intervenire a tal proposito. Prego Giovanni. Sì, grazie. Perché quando ho sentito questa canzone che è stata proposta, cioè siamo rimasti proprio piacevolmente stupiti, perché la Regione Veneto quest'anno ha istituito la giornata regionale per i Colli Veneti, che viene celebrata la prima domenica di primavera, che è domenica prossima, 27 marzo. E proprio questa canzone, a nostro avviso, proprio si sposa pienamente con questa valorizzazione, per cui noi domenica prossima ci saranno eventi in tutto il territorio collinare veneto, dal Garda al Cansiglio. Parliamo di quasi 300 eventi che si svolgeranno proprio per celebrare questa giornata, ma il clou sarà con tutte le autorità al Castello di Conegliano, e così io inviterei la scuola, se riescono i ragazzi, un gruppo di ragazzi, a essere presenti a Conegliano per presentare questo loro prodotto, che è perfettamente in linea e celebra i valori che noi vogliamo portare avanti con la valorizzazione dei Colli Veneti. Quindi ci sentiremo. Un invito ufficiale, quindi un invito ufficiale. Sarebbe una bellissima cosa, penso molto apprezzata anche dalla Regione, che ha istituito questo, e anche da ovviamente l'assessore Corazzari e il presidente Luca Zaia. Grazie mille. L'invito è stato fatto, quindi pensateci, il 27 saremo dal Castello di Conegliano, ovviamente, per celebrare questa giornata che riguarda tutti i colli del Veneto. Un'altra attività che ci vedrà impegnati, io lo ricordo anche che ci segue in questo momento dai social, di collegarvi anche domenica mattina per seguirci. Alle ore 11. Grazie ancora. Dalle ore 11 ci sarà una diretta importante. Grazie anche a voi quindi per questa partecipazione, e ovviamente non mancate di pensarci anche l'anno prossimo. Allora grazie, e entriamo nella categoria poesia. Premio di 600 euro per la sezione scuole dell'infanzia e scuole primarie va alla scuola primaria Pasti di Bonavicina di San Pietro di Morubio, in provincia di Verona. Complimenti a voi. Buongiorno. Il titolo del progetto, anzi ditemelo voi il titolo, così non sbaglio. Certo, allora il titolo del progetto, mi sentite? È certo. Pastrocema e Stronichema, con le parole parafrasema in dialetto veneto. E noi ci guardiamo la clip, a tra poco. La buteletta viene dalla campagna, quando va il sole, col suo sciapo d'erba e la ha in mano un mazzetto di rose e di viole. Siccome lei è abituata a farsi bella doman de domenica coi fiori che la cata su, la si senta con le vicine sulla scala a filar la vecetta, incontrolando se perde il giorno, e ciacolando de quando l'era zoina, quando anche era si faceva. Eccoci qua, complimenti. Allora, Lorena Masotti, l'insegnante referente, come nasce questo progetto? Allora, innanzitutto premetto che sono assolutamente emozionata, così come siamo emozionati noi classi quinte. È stata veramente una grande sorpresa per noi, e vi ringraziamo a voi come organizzazione per questo bel dono che ci regalate, soprattutto perché sono le 2 classi quinte e c'è il passaggio tra la scuola primaria e la scuola secondaria, quindi questo è sicuramente un regalo che terranno nel cuore per tutta la vita, vero ragazzi? Sì! Questo progetto è nato perché nell'ambito della lingua italiana si fa il testo poetico.
e abbiamo detto che cosa sarebbe successo se alcune delle più importanti poesie italiane fossero state scritte. E così, un po' con molta pazienza, perché il progetto è durato un paio di mesi, abbiamo immaginato che cosa sarebbe successo se avessimo scritto Leopardi una poesia in veneto, e ci siamo dilettati quindi con questa avventura, che poi è andata bene, è stata molto divertente. Molti bambini hanno scavato anche attraverso parole che conoscevano i loro nonni, quindi è stata una ricerca fatta anche all'interno delle famiglie dei nonni, e sono uscite dei bei lavori. Bene, complimenti. Guardi, c'è un messaggio che calza a pennello per quanto ha detto, ed è il messaggio che mi piace molto di Roberto Popi Frison, che ci scrive: che meraviglia, avete trasformato la festa del popolo veneto in una emozionante osmosi generazionale della nostra cultura. Bravi tutti e bravi davvero a voi. Bravi ragazzi per questa medaglia che potete far vedere nel vostro petto. Bravi, Posso complimenti. saluto? Certamente. Vorrei ancora ringraziare i miei bambini di Bonavicina, quindi classe quinta A, quinta B di Bonavicina, anche le mie colleghe che mi hanno aiutato e supportato, maestra Cristina, Luisa, Barbara e tutte quante, Manuela, e anche il supporto anche morale della dirigente scolastico Laura Petronella. Grazie a tutti. Grazie. E brava ovviamente anche la dirigente scolastica e tutti i dirigenti scolastici che ovviamente seguono e danno davvero una spinta e forza per svolgere queste progettualità. Rimaniamo nell'ambito della poesia, siamo ancora nell'ambito 1, ve lo ricordiamo, 600 euro il premio per la sezione scuole superiori di primo e secondo grado, vanno alla scuola secondaria di primo grado, siamo ancora in provincia di Verona, alla Marconi di San Giovanni Lupatoto. Complimenti. Buongiorno. Io vi ricordo a chi ci segue della vostra collaborazione con la Proloco di San Giovanni Lupatoto, e quindi prima di intervenire andiamoci a guardare insieme la clip. Ciao Nicole! Ciao Matteo! Ciao giudici! Ciao! Io e Matteo, in rappresentanza delle nostre classi, vi spieghiamo come abbiamo lavorato su Riccarda Castellani. Riccarda era una poetessa, una pittrice e una lupatotina. Ha scritto poesie in italiano e in dialetto. Ci siamo messi alla prova, abbiamo tentato di raccontare a modo nostro alcuni aspetti del nostro paese in rima. Il vial che lo sa ben noto, ma il nome che la Riccarda Castellani l'ha attribuito e il sento da poco. Il vial dei Castagnari, se sarà mai io pensami quando per la prima volta a scuola l'ho ascoltato. Allora, grazie, ovviamente sarebbe stato bello andare avanti ad ascoltare ancora, quindi questo tributo a Riccarda Castellani, poetessa di San Giovanni Lupatoto. Con noi Carlotta Poli e Chantal Fasola, le insegnanti referenti. Prego. Buongiorno, grazie per averci permesso di partecipare a questo concorso, però volevamo lasciare la parola ai nostri due presentatori che rappresentano appunto le due classi con cui abbiamo lavorato. Prego, Matteo e Nicola. Prego, quindi. Allora, noi ci siamo ispirati a Riccarda Castellani, che è una poetessa del nostro paese, San Giovanni Lupatoto, e quindi noi, anche incontrando suo figlio, abbiamo cercato di fare i poeti, scrivendo queste appunto poesie sì. In dialetto veneto, aiutandoci con le insegnanti, e anche con la pandemia ce l'abbiamo fatta. Sì, l'accordo con la Proloco, cioè la Proloco ci ha messo in contatto con il figlio di Riccarda, il professor Federico Fuggini, che è venuto a scuola a farci una lezione sulla poesia e anche il contenuto delle opere della madre. E questo percorso ci ha aiutato anche a scoprire meglio il paese, appunto il paese di San Giovanni Lupatoto, dove i ragazzi hanno poi fatto
si sono filmati, come si è appunto visto, mentre recitavano le poesie da loro composte. Alcuni hanno fatto delle composizioni con delle foto perché la pandemia li ha costretti a casa, altri sono riusciti anche con molto entusiasmo a realizzare questi filmati. Giusto ragazzi? Sì. Complimenti. Intanto dall'Istituto Comprensivo Margherita Hack, giusto? Stanno arrivando, arrivano 2 bellissimi cuori con un grazie agli alunni e alle nostre insegnanti, bellissima esperienza. Quindi ancora complimenti e ovviamente al prossimo concorso. Grazie. Un caro saluto a voi, e noi ci spostiamo dall'ambito 1 all'ambito 2. L'ambito 2 premia la progettazione e lo sviluppo di attività e prodotti inediti riguardanti il territorio regionale per quanto riguarda il patrimonio artistico, storico ed enogastronomico attraverso i percorsi di ricerca e di valorizzazione di beni, di prodotti e di rievocazioni storiche. Andiamo per la ricerca storica a conferire il premio di 600 euro per la sezione Scuole dell'infanzia e scuole primarie alla Scuola Primaria Battisti di Erbezzo, ancora in provincia di Verona. Complimenti. Grazie. E andiamo. Grazie. Grazie a voi ragazzi. A spasso per le Con3 ha collaborato nel progetto anche la Proloco, c'è ovviamente la clip da seguire tutti insieme. Anche se ti mettessi con astriastrolicar, quel che è capità, non te saresti mai buon de indovinare. Ma di cosa si te devi parlare? Non fa sconderotti, desbotonate per carità. E era la marghettando, tutti potevano andare. Anca, le cade le fate a bordello. Gli conta a tutti cosa serve il pendanello. Ancora se sta ben sotto il pendanello e quando piove mi fa da ombrello. Ci avete bloccato nel più bello del viaggio. Bello. Presente Pasqualina Rossone, l'insegnante referente, prego. Ecco, il nostro video è il frutto di un lavoro di ricerca durato circa 3 mesi. L'obiettivo prioritario che si sente già nelle prime schermate è quello del valore della condivisione come elemento aggregante nella vita comunitaria della contrada. Il nostro piccolo paesino ha un'estensione di circa 50 km quadrati e le contrade che ci sono più di 50, delle quali solo una minima parte abitate e le altre disabitate. Il titolo un po' racchiude quello che è il percorso, a spasso tra le contrade. Con i ragazzi siamo andati a spasso tra le contrade per riscoprire gli aspetti architettonici della contrada e non solo gli aspetti architettonici, ma mettendo a fuoco quelli che erano i luoghi comuni della contrada e che permettevano proprio il condividere la vita quotidiana, quella di tutti i giorni. Quali erano questi elementi comuni, bambini? Ve li ricordate? Quali erano gli elementi comuni? Il pozzo, poi? Il pennarello, i barbacani, i boccavoli. Questi sono gli aspetti architettonici, ma cos'altro avevano in comune? Il forno, poi l'aia e il pozzo e cos'altro? La marghetta, benissimo, ottimo. Ecco, questi erano gli elementi aggreganti, quelli che permettevano alle persone di lasciare da parte tutti i litigi, tutte le discussioni tra di loro per valorizzare quello che era importante, il mettere insieme le cose per la vita quotidiana. È chiaro che questo lavoro è stato un lavoro di ricerca storica e il supporto di uno studioso del luogo di questi aspetti e delle famiglie è stato indispensabile. Diciamo che il lavoro alla fine è risultato abbastanza soddisfacente, nonostante sia stato un periodo impegnativo per tutti i bambini, perché è stato proprio il periodo delle assenze per il Covid.
ma ci siamo barcamenati e abbiamo costruito quello che voi avete potuto vedere e che vi ringraziamo di aver premiato. Bravi, complimenti ovviamente, quindi anche per la tenacia e la determinazione. L'abbiamo detto infatti che il periodo proponeva delle difficoltà. Io dico a Fabrizio Tonon che se vuole anche intervenire tra poco per portare qualche considerazione in merito a questo percorso, lo può fare quando lo vedrò collegato. È già collegato? Eccoci qua, Fabrizio. Ti leggevo anche nei commenti, no? Sei davvero soddisfatto? Sì, te ha visto cosa che riesce a combinare scuole venete e istriane. Ho buttato una frase, non so se il timbro veneto del dialetto è quello che a te piace di più. Comunque, hai visto che bei risultati e che passione, soprattutto anche le insegnanti, ribadisco, grazie agli insegnanti per condurre per mano tutti questi nostri studenti e questo tesoro che è il tesoro del Veneto, e grazie anche di aver coinvolto anche le persone di altre generazioni. È veramente una musica, hai sentito anche l'Istro Veneto nel precedente nel teatro, le difficoltà che esprime appunto le tematiche del teatro e nella progettualità, ma poi qui nella ricerca storica e nella enogastronomica le scuole si sono sbizzarrite. Cito per esempio Erbezzo, che praticamente ha fatto la storia del concorso. È una piccola comunità che sa esprimere e cogliere le essenze, ma come tutte le altre scuole, perché la commissione si è trovata di fronte spesso e volentieri a delle difficoltà nell'assegnare i riconoscimenti più ambiti, che sono quelli in denaro, ma gli altri sono importanti. E mi fa piacere che ci sia anche un seguito come la canzone che potrebbe diventare la sigla dei Colli Veneti. Questo ci fa piacere a noi, ma credo sia una gratificazione anche per le scuole. Andiamo pure avanti, perché le scuole stanno trepidando per Fabrizio, grazie. Ricordiamolo ancora, stiamo premiando questo concorso dedicato alla Festa del Veneto, istituita con legge regionale il 25 marzo, e questo è l'11ª edizione di questo concorso. Siamo nell'ambito 2, stiamo premiando la ricerca storica, un premio da 600 euro. Intanto la Proloco Umpli Treviso interviene e saluta tutti. Il premio va alla scuola primaria Don Bosco di Sossano, siamo in provincia di Vicenza, il progetto si intitola El Paese de Sossan. Andiamo alla clip. Sossan che sarebbe bello, due patroni di riguardo, sento il monte San Michele e in pianura San Teobaldo. Che sei la Villa Gazzetta, senza volte dappertutto, all'olmo la Cesetta con la Madonna dell'Aiuto. Sto paese de Sossan è bello, ma un po' freddo, conosco anche da lontan col pilastro e con l'aredo. Alla costa, al piede del colle, c'è un villaggio su terra nostra, ben disposto verso il sole, con bei case che parla mostra. Eccoci qua. Presente Maria Altissimo e Patrizia Fabris, gli insegnanti referenti. Allora, intanto complimenti anche a voi per il percorso e per il risultato raggiunto. Grazie. Il nostro scopo era proprio quello di avvicinare gli alunni al proprio territorio, al patrimonio culturale, permettendo loro anche di conoscere il proprio paese. Attraverso delle poesie in dialetto di un autore compaesano, Beppi Mizzon, di cui ringraziamo anche la famiglia per averle messe a nostra disposizione, insomma, queste poesie. Abbiamo infatti scelto insieme agli alunni le poesie che erano più in linea con lo studio geografico condotto in aula e che hanno permesso un confronto del territorio attuale con quello del passato. E poi l'esercizio di lettura in dialetto ha coinvolto anche le famiglie, i nonni, gli zii che hanno contribuito ad esercitare la lingua. L'entusiasmo per l'esperienza dimostrato dai nostri alunni ci ha spinti ad ampliare il progetto
con attività inerenti, quindi uscite sul territorio con la scoperta di luoghi della tradizione poco conosciuti, la realizzazione di una guida al paese e infine un acquerello su uno scorcio del nostro paese di Sossano. Bravi, complimenti. Ovviamente vi faccio un controllino anche con voi. Sapevate dell'entità del premio? No, No. vero? Quindi sono No. un'organizzazione davvero ferrea e bravi a non svelare, così la soddisfazione immagino sia tanta. Grazie, Sì. grazie ancora e ci rivediamo ai prossimi concorsi allora. E noi proseguiamo per la ricerca storica, premio da 600 euro anche per la scuola primaria. Siamo in provincia di Treviso, De Amicis di Onè di Fonte. E saluto ovviamente i ragazzi collegati. Andiamo a vederci la clip di un progetto presentato che si intitola Fonte, un paese d'acqua. Peccato che hanno interrotto perché stavo scorrendo e leggendo. Stefania Giollo, insegnante referente. Beh, complimenti. Grazie, spero che si sia sentito l'urlo di gioia dei nostri ragazzi. Lo proviamo a risentirlo? Sì, 1, 2, 3. Complimenti ragazzi, complimenti. Allora, noi vi ringraziamo per aver creduto nel nostro progetto intitolato Fonte, un paese d'acqua. È stato un viaggio nel tempo e nello spazio che ha accompagnato i ragazzi di quinta A, quinta B e terza C, perché crediamo che non si possa sapere dove andare se non si sa da dove veniamo. Tutto è cominciato con delle uscite nel territorio, osservando le tracce del passato. Tutto in realtà era già là, bastava riconoscere i segni guardandoli con occhi diversi. Noi siamo partiti dall'archivio storico di Asolo, dove ci sono le mappe anche del nostro paese del 1711, e così, mappe alla mano, è cominciata una stupenda caccia al tesoro, scoprendo innanzitutto gli edifici storici più importanti come Cabacchis, che oggi è il municipio, Villa Malombra, l'Osteria e Capitello. E poi, visto che Fonte ha già nel suo nome l'acqua, abbiamo seguito la Roggia che attraversa tutto il nostro comune da nord a sud. A volte seguirla non è stato facilissimo perché è intubata, allora ci ha aiutato Google Maps e così abbiamo scoperto tesori di opifici, mulini, filatoi, fogli da panni, conceria, segheria. Devo dire che la cosa bellissima che è emerso è la grande collaborazione di tutti i fontesi, in cui tutti hanno aiutato in qualche modo. Se posso permettermi un brevissimo aneddoto, racconto che quando siamo arrivati C'è stato un problemino, vedo il collegamento che si è bloccato dalla scuola. Io intanto ricordo che la musica che sentivamo era stata suonata dai ragazzi, e stiamo parlando dei ragazzi della De Amicis di Onè di Fonte. Io chiedo alla regia se c'è il collegamento o se proseguo.
E proseguiamo allora con la sezione scuole superiori di primo e secondo grado. Siamo sempre nell'ambito 2, stiamo parlando di ricerca storica. 600 euro vanno in provincia di Vicenza alla scuola secondaria di primo grado Rigoni di Enego. Complimenti. Complimenti ragazzi. Il titolo del progetto TikTok 30, il dialetto non spaventa, ha collaborato nel progetto anche la Proloco. Andiamo con la clip. Ieri sono andata a foresta e ho visto un barbastriglio. Barbastriglio significa pipistrello. TikTok 30, il dialetto non spaventa. Seguiteci per imparare 3 parole in dialetto. Se piende carpieso sta baracca de tonono, gode cavalle tutte mi. In dialetto carpie significa ragnatele. La mia pianta sta per morire, motore sguassa urti. Sguassa urti in dialetto significa annaffiatoio. TikTok 30, il dialetto non spaventa. Bravi, bravi davvero, complimenti. Presente l'insegnante referente Federica Rodeghiero. A voi la parola. E vedo anche gli interpreti pronti a raccontarci qualcosina. Certo, abbiamo deciso di farla raccontare ai ragazzi, dato che è nata da un'idea dei ragazzi ed è per i ragazzi, è giusto che la espongano loro. Prego. Allora, il nostro progetto si chiama TikTok 30, il dialetto non spaventa, perché abbiamo realizzato dei video simili TikTok da postare sulle pagine della Proloco di Enego ogni giorno per 30 giorni. E per la realizzazione di questo progetto ci siamo messi alla ricerca di qualche parola in dialetto, chiedendo aiuto specialmente ai nostri nonni. Dopodiché abbiamo riportato la parola scelta su un foglietto e per esprimere meglio il suo significato abbiamo voluto aggiungere anche un piccolo disegno. Poi, attraverso un programma di video editing, abbiamo registrato la nostra voce mentre presentavamo il termine scelto. Abbiamo così ottenuto dei brevi video, come dei TikTok, che sono stati poi postati sulle pagine social della Proloco di Enego con il motto TikTok 30, il dialetto non spaventa. E come sono andati questi video allora? Sono andati bene? Sì, noi adulti abbiamo apprezzato, anche perché è un modo per aiutare la memoria, a ricordare il passato e unirlo alla del presente. È un modo anche giusto e bello per usare i social, no? Che non sempre negativi, in questo caso molto positivi. Anche perché allora, grazie. È nato proprio nel momento dove TikTok era molto criticato, quindi abbiamo deciso di riscattarlo per una finalità positiva e unire il passato al presente. E sicuramente ci siete riusciti, la giuria lo ha valutato e ovviamente vi ha premiato. Grazie e complimenti ancora, grazie di cuore e noi proseguiamo, anzi facciamo un passo indietro, se andiamo a recuperare la De Amicis di Onè di Fonte, non so se sia Stefania Ciollo ancora con noi. Adesso il collegamento c'è dalla regia, ma non si ascolta. Eccola qui. Allora, c'erano stati dei problemi di collegamento, andiamo in chiusura per finire il suo pensiero, insegnante. Eccoci qua di nuovo. Sì, ci stava raccontando. Ci sente? Sì, vi sento benissimo. Ok, ci sente? Sì. Ok, va bene. Purtroppo prima si è interrotta la connessione, il bello di diretta. Allora, non so bene da che punto si sia interrotta, ma se permette vorrei raccontare l'aneddoto che stavo introducendo perché mostra come proprio questo elaborato sia di tutto il nostro comune meraviglioso di Fonte. Le stavo dicendo che il proprietario del mulino Vittorio Travani, secondo la nostra ricerca, quando ha visto che scattavamo foto, ci ha fatto questo segno, nel segno di bloccarci, e io ho detto ecco finita la ricerca,
Invece si è avvicinato e ha detto: lasci che io finisca di tagliare l'erba, perché le foto devono venire belle. E quindi ho capito che si apriva una prospettiva meravigliosa. Pensi ancora che nel mulino Rosina Zanin, che era stato devastato da un incendio e divorato dalla vegetazione, quando i familiari dell'ultimo mugnaio, Sergio Zanin, hanno saputo delle nostre ricerche, hanno lavorato 2 giorni per tagliare rovi e ripulirlo. Perciò questo per dire che questo lavoro non appartiene solo alla nostra scuola primaria di Fonte, ma a tutti i fontesi che hanno aperto le loro porte, cercato foto, ricordo, e ancora oggi suonano alla porta della nostra scuola e ci portano materiale. In conclusione, se permette, vogliamo ringraziare intanto voi per l'opportunità che ci avete dato e poi la preside Paola Zanon, che ha creduto in questo progetto, il geometra Roberto Guarnera, Orietta Di Segna dell'Archivio Storico di Asolo e non ultimi i professori e gli alunni dell'indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado, con il professore Matteo Del Negro, che hanno contribuito con la colonna sonora, il sindaco, l'assessore Mario Libralato, gli incaricati comunali Luisa Gazzola, Michela Carli, la Proloco con Fabio Baccin, Gianna Livieri, Elena De Pani, Dario Zanin e Sergio Zanin. Quindi veramente un lavoro di grande collaborazione anche con la Proloco Comune, che ci permetteranno di inserire queste ricerche nel sito del Comune, quindi un ottimo esempio di cittadinanza attiva come previsto dall'Agenda 2030. Quindi grazie ancora. Complimenti per questa condivisione, per questo davvero progetto di squadra che fa comunità. Grazie ancora. Grazie ancora. Noi proseguiamo e sempre per la sezione scuole superiori di primo e secondo grado, ricerca storica, 600 euro al liceo Pigafetta di Vicenza. Il progetto, eccolo in collegamento, il progetto si intitola Day Walked in Beauty e andiamo ad assaporare questa clip. A partire dal Settecento, il viaggio in Italia, conosciuto come il Grand Tour, diventa un vero e proprio fenomeno sociale, a cui partecipano in massa i rampolli della nobiltà e dell'alta borghesia d'oltreconfine. Il viaggio diventa un sentimental travel, un cammino in se stessi nelle turbe dell'anima, che si risolve a volte in soggiorni talmente prolungati da diventare definitivi. Attraverso le parole degli autori, il paesaggio veneto assume i contorni di un bellissimo e curato giardino di una villa palladiana. Questa sera passeggiai 1 ora e mezza su e giù per la piazza finché fu notte. La basilica è e rimarrà un'opera sontuosa, non la si può immaginare se non la si è veduta al naturale. La spazzava il vento autunnale, che spargeva le foglie cadute dei castagni, mentre le rapide nubi sospinte sulla piana sconfinata le davano l'aspetto, con la loro ombra che andava e veniva, di un mare dalle scure acque gonfie. E poi Venezia, una delle città mitiche nella tradizione dei viaggi europei. Venezia che mai ha conosciuto tramonto o declino di fama. Bene, bravi, presenti io in scaletta ho Sandra Ziviani e Sara Piccinini, gli insegnanti, e qui davanti a me ho... Sara Piccinini, buongiorno. Allora, intanto complimenti e grazie per la partecipazione, spero sia stata una bella sorpresa, un progetto che nasce come? Allora, noi siamo 5 studenti della quinta liceo classico, abbiamo appunto scoperto di questo progetto grazie alla nostra professoressa di lettere, Sandra Ziviani, e fin da subito il concorso ci ha interessati moltissimo perché anche tra di noi c'è un fotografo e un regista, Nina, che è stata la mente e il braccio dietro a questo progetto e che ha assemblato questo viaggio virtuale in cui le parole e le poesie dei protagonisti accompagnano la visione di paesaggi che vanno dai Colli Euganei a poi Venezia e che quindi ripercorrono quello che era l'itinerario del Grand Tour che facevano gli intellettuali tra il Settecento e l'Ottocento. E la scelta di mostrare la nostra terra attraverso gli occhi di questi personaggi stranieri nasce dal nostro percorso di studi, che è quindi una formazione classica, però anche con una grande componente della lingua inglese che da sempre ci appassiona moltissimo.
E quindi abbiamo deciso di affidarci alle parole e alle memorie che artisti come Goethe e i coniugi Shelley ci hanno lasciato dei loro primi viaggi alla scoperta della nostra terra e che li affascinò moltissimo, ne rimasero incantati e molto ispirati perché si resero conto di aver camminato nella bellezza. They Walked in Beauty infatti è il titolo di una poesia di Byron che abbiamo reso anche il titolo del nostro progetto. Complimenti, complimenti davvero di cuore. Non so se con lei anche l'insegnante ce la saluti, e davvero complimenti, e diffondete ovviamente la bellezza di questo concorso e partecipate anche l'anno prossimo. Grazie davvero di cuore, grazie, complimenti, bellissimo ascoltare i ragazzi raccontarci dei loro lavori, delle loro progettualità, di quanta maestria e soprattutto di quanta collaborazione poi nelle classi e con il territorio. Ancora un premio da 600 euro che va in questa volta all'Istituto Tecnico Turistico Algarotti di Santa Giustina di Venezia. Il titolo del progetto presentato: un itinerario tra storia, arte e leggenda a Dorsoduro, Venezia. Complimenti intanto e guardiamoci. Ci troviamo nel sestiere del Dorsoduro, uno dei sestieri più antichi di Venezia. Il suo nome deriverebbe dal fatto che la zona era un tempo caratterizzata da un terreno stabile, meno paludoso che altrove, ovvero dal Dorsoduro. Anticamente la zona era una via d'accesso alla città assai importante e buona parte di quanto proviene dalla terraferma infatti passava da lì. La parte occidentale del sestiere è costituita dall'isola Mendigola, che fu tra le primissime zone della città ad essere colonizzata dai Padovani, rifugiatisi qui nel VII secolo per timore dei Longobardi. Qui venne costruita l'importante chiesa di San Nicolò dei Mendicoli, risalente all'XI secolo. Mendicoli deriverebbe appunto dall'isola Mendigola, su cui essa è fabbricata, oppure dei mendici, a indicare le modestissime condizioni di vita degli abitanti, prevalentemente pescatori e artigiani. La contrada godeva di una certa autonomia, rappresentata da un gastaldo, eletto nella chiesa di San Nicolò dai parrocchiani. Eccoci allora in diretta, dopo aver assaporato questa clip. Giuseppina Grespi, mi danno come insegnante referente, a voi la parola. Buongiorno, siamo molto felici di questo premio e naturalmente vogliamo ringraziare gli organizzatori, l'UNPLI, il MIUR, la Regione Veneto, che ci ha dato la possibilità di approfondire queste tematiche che spesso noi come istituto turistico trattiamo, però con la partecipazione al concorso e appunto la preparazione di un video, questo implica lo sviluppo anche di competenze diverse di quelle che di solito si sviluppano in un'aula. Ecco, quest'anno i nostri ragazzi hanno voluto preparare un itinerario in questa antica zona di Venezia, sestiere di Dorsoduro, raccontando un po' della sua storia, dell'arte e qualche leggenda e mistero. Io però darei la parola alle ragazze e ringrazio anche il professore Mazzotto che ha collaborato con me e i ragazzi che sono stati tutti molto bravi. Lascio loro la parola così parlano, descrivono un po' più in profondità ciò che si vedrà nel video. Buongiorno. Buongiorno, innanzitutto noi vogliamo ringraziare i nostri professori che ci hanno guidato in questo progetto alla scoperta di una parte della nostra città. Per noi è stato molto interessante appunto scoprire una parte di Venezia, capire perché Dorsoduro si chiama così, solo perché è un terreno stabile e non paludoso come le altre zone di Venezia, e che i primi abitanti, probabilmente padovani, si rifugiarono qui nel VII secolo per fuggire per timore dei Longobardi. E poi abbiamo scoperto la bellissima chiesa di San Nicolò dei Mendicoli con le sue opere d'arte e la leggenda di San Nicolò, protettore dei naviganti. Buongiorno, un'altra tappa del nostro itinerario è stato il Ponte dei Pugni, dove gli abitanti di questa contrada, i Nicolotti, si scontravano contro i Castellani, abitanti del sestiere rivale. Poi abbiamo raccontato di un misterioso ritrovamento in un pozzo di fronte alla chiesa di San Trovaso e proprio lì vicino abbiamo mostrato uno degli scolari più antichi di Venezia, dove venivano e vengono tuttora costruite le gondole. E uscendo sulle famosissime zappere abbiamo raccontato di come il baccalà sia arrivato a Venezia nel 1400 per merito di Pietro Querini, e infine siamo arrivati alla Punta della Salute per apprezzare di nuovo la parte artistica e il paesaggio che ci offre.
sul bacino di San Marco. Progetto davvero ricco. Grazie davvero, complimenti agli insegnanti e agli studenti. Grazie, saluto davvero di cuore tutta per questi percorsi di grande valorizzazione e di grande anche scoperta. Molte volte proprio sotto i nostri occhi dove viviamo ci sono meraviglie da scoprire. Dalla ricerca storica cambiamo categoria, andiamo su quella enogastronomica, andiamo a premiare con 600 euro per la sezione scuole dell'infanzia e scuole primarie la scuola dell'infanzia Beato Luigi Guanella di San Bellino, provincia di Rovigo. Salve, una ben trovata a lei, Silvia Valente, l'insegnante referente di questa progettualità. Ridi che la mamma ha fatto gli gnocchi. Andiamo in clip. Oggi mangiamo i gnocchi alla veneta, tutte le patate con la pelle in una pegnata. Li facciamo cucinare per mezz'ora. Prima la farina, poi mettiamo l'uovo, mettiamo le patate schizzate, tagliamo la vala, facciamo dei bei spiroli. I gnocchi le buttiamo nell'acqua, li scoemo. Una volta pronto, mettiamo i gnocchi in 3 piatti per i nostri giovani che si torna dai campi. Il pasto è pronto! E che dire? Ridi che la mamma ha fatto i gnocchi. E i bellunesi fa qualche strambesso. Beh sì, ma adesso non vale, dobbiamo assaggiarli, Grazie. Allora, vi ringraziamo per questo premio e vi ringraziamo per questo premio e niente, il progetto è nato perché quest'anno abbiamo introdotto dei laboratori di cucina dove i bambini conoscono i cibi della tradizione popolare veneta, li sperimentano attraverso i laboratori e poi li ripropongono a casa insieme ai loro genitori, ai loro parenti ed amici. Il progetto, dopo un'attenta analisi del territorio, abbiamo deciso di fare il progetto Ridi che la mamma ha fatto i gnocchi per riproporre una tradizione popolare veneta di un piatto tipico veneto, ossia i gnocchi alla veneta. Niente, volevamo ringraziare l'organizzazione per questa bellissima opportunità e che dire, buona festa dei Veneti a tutti. Grazie mille. Grazie di cuore. Un saluto bambini, ciao. Salutate, ciao, grazie mille. Grazie a voi, grazie di cuore. Andiamo avanti sempre nell'enogastronomia, premio da 600 euro per la sezione scuole superiori di primo e secondo grado. Questo premio va all'Istituto Superiore per il Made in Italy, indirizzo alberghiero di Noventa Padovana. Grazie anche per la vostra partecipazione. Il progetto intitolato La bellezza dell'imperfezione. Clip. Buongiorno, una clip gustosa direi. Complimenti ancora e raccontateci un po' come nasce il vostro progetto. Io da Scaletta ho presente Emanuele Apostolidis, dirigente scolastico. Ho detto bene? Sì, salve, sì, sono io. Perfetto. Adesso il progetto ve lo faccio raccontare ai ragazzi. Innanzitutto siamo molto orgogliosi che per il secondo anno partecipiamo al progetto dell'UMPLI per la valorizzazione del territorio veneto
e siamo orgogliosi anche di cambiare un po' lo stereotipo del fatto che l'enogastronomia non sia solo saper cucinare, ma anche creare e valorizzare delle eccellenze italiane. Adesso lascio la parola a Beatrice Donadi, classe quinta, che ci racconta un po' il progetto che è stato svolto in collaborazione con l'associazione Alice per i disturbi alimentari, che appunto ci spiega che cosa vuol dire bellezza dell'imperfezione. Ok, allora, come ha detto il preside, è in collaborazione con l'associazione Alice per i disturbi alimentari e consisteva nell'esprimere la bellezza dell'imperfezione attraverso gli alimenti con una ricerca di materie prime semplici, dell'unione di esse e nell'impiattamento imperfetto e nella spiegazione delle scelte sensibilizzando sui disturbi alimentari. Combattendo l'estetica basata su un unico stereotipo di bellezza, dando così valore ai nostri difetti che ci rendono unici. Abbiamo quindi costruito poi una mostra di piatti trattati come se fossero delle opere d'arte e poi abbiamo fatto la loro versione finger food da degustare. Ogni piatto era bello ed imperfetto nello stesso tempo, come ad esempio il bacio sbagliato, solitamente fatto a base di nocciola, questa volta era stato fatto a base di zucca e piccante. Da dessert è passato ad essere un antipasto. Beh, che dire, complimenti ovviamente per la vostra ricerca e soprattutto per i propositi e per il risultato finale. I complimenti vi arrivano anche sulla pagina Facebook, perché avete da Stefano Ziroldo, grandissimo Istituto Superiore per il Made in Italy, complimenti, a Laura Boesso, bravi ragazzi dell'Istituto Superiore per il Made in Italy, insomma complimenti ancora davvero, grazie anche al preside per essersi collegato con noi. Buona continuazione e noi continuiamo nelle premiazioni, passiamo questa volta all'ambito 3, ve lo ricordo, in questo caso le premiazioni vanno a chi ha valorizzato il patrimonio immateriale del Veneto, partendo dalle leggende, dai misteri del proprio territorio, dai personaggi celebri veneti e i loro anniversari, i grandi eventi, le rievocazioni storiche in sinergia con le Proloco o l'associazionismo locale. Cominciamo, leggende e misteri, la categoria, il premio di 600 euro per la sezione scuola dell'infanzia e scuole primarie va alla scuola primaria Tosi di Casette di Legnago, ancora in provincia di Verona. Complimenti. Grazie. Ok, Buongiorno. Un coccodrillo per Don Giuseppe Trecca in collaborazione con il progetto La Proloco di Legnago, come già detto, è il titolo ovviamente della progettualità che andiamo a scoprire nella clip. Buongiorno a tutti! Siamo gli inviati speciali della scuola primaria Bruno Tosi di Casette e oggi, insieme a voi, cercheremo di risolvere un mistero che assilla la popolazione di Legnago dal lontano 1907. Proprio in quel periodo, nei campi della Bragadina di proprietà del barone Treves, si era fermato un circo che attirava gli abitanti di San Pietro con i suoi rari animali esotici. Accadde che un bel mattino si scoprì che un coccodrillo era sparito. Terribile creatura minaccia la Bragadina del barone Treves. Bestia feroce nei campi della Bragadina! Così, fomentata dai giornali e dal passaparola, la curiosità attrasse una gran folla che, per veder la bestia, accorse da ogni luogo, facendo un'offerta per invocare i santi perché liberassero i campi da questa creatura. Eccoci in collegamento con Laura Veronese e Diego Modena, insegnante e studente. A voi la parola e fateci, raccontateci come è andata a finire con il coccodrillo. Io lascio la parola a Diego che è bravissimo. Buongiorno a tutti. Buongiorno a Noi lei. di classe Diego. Abbiamo cercato di descrivere questo mistero anche molto comico da ogni punto di vista, diciamo, e siamo riusciti e anche ci siamo molto divertiti sia a interpretare i personaggi
ma anche a vedere la bellissima e antichissima chiesa romanica di San Salvaro. Abbiamo anche scoperto molte cose. Ma un coccodrillo cosa c'entra? Quale Niago nella pianura padana non c'entra niente. Il coccodrillo vai da qualche parte, te lo paghi e lo guardi. E alla fine siamo riusciti a scoprire tutte queste cose veramente molto belle e entusiasmanti. Diego, sei felice per il premio? Sei felice? Sì, Sei certo. contento, Diego, per questo premio? Ok. E allora complimenti davvero di cuore. E qua dietro c'è anche il nostro Don Trecca, eccolo qua. È l'altro bambino Diego che ha interpretato Don Trecca nel filmato. Don Trecca, certamente. Un saluto di cuore e ancora complimenti. E grazie anche ovviamente agli insegnanti per questi progetti, lo ricordiamo, davvero belli, coinvolgenti e ricchi, come ci scrivono anche continuamente sulla diretta. Ce ne sono davvero tanti di messaggi di complimenti. Allora, continuiamo. Sezione scuola superiore, questa volta di primo e secondo grado, sempre per la leggende e i misteri, premio di 600 euro, va alla scuola secondaria di primo grado Ippolito Nievo di Castagnaro, ancora in provincia di Verona. Il titolo del progetto presentato è Il racconto della battaglia di Castagnaro. Ovviamente c'è nella progettualità anche la collaborazione con la Proloco, presente Riccardo Celeghin, insegnante referente. Guardiamoci insieme la clip. Siamo a Castagnaro, una sera in salotto, Diletta chiede a nonna Chiara. Nonna, ma che cos'è questa battaglia di Castagnaro che tutti ne parlano? È la battaglia che ha decretato la fine dei Della Scala. L'esercito veronese, composto da tante armate d'artiglieria alleati, aperto dall'esercito padovano. Dopo che i Visconti hanno preso il potere, è scappato sull'Adige fino alle terre che hanno segnato il nostro destino. Davanti a Castagnaro ha visto ancora il suo fatto terribile. È arrivato a Ferrara, da tuo padre Guido, dopo che il Papa ha negato il suo aiuto. È in Toscana a cercare alleati, mercenari. Bene, comunque dobbiamo trovare il modo di togliere di mezzo tuo padre. È sempre circondato da guardie. Bisogna essere... Eccoci in diretta, insegnante, lo ricordo, Riccardo Celeghin, ben trovato anche a lei, e insomma ci racconti un pochino com'è andata. Grazie intanto della partecipazione. Buongiorno, grazie a voi anche per quest'anno. Allora, una delle 100 battaglie che hanno fatto la storia, la nostra battaglia di Castagnaro, che ha segnato i destini, quindi delle signorie, e questa volta abbiamo pensato di fare un teatro nel teatro, nel senso che i ragazzi hanno spiegato, nonni e nipoti, che cos'era la battaglia di Castagnaro dal punto di vista storico e dal punto di vista delle leggende, del mito, perché abbiamo inserito anche i nostri esseri fatati. Qui naturalmente io devo subito dire che ci siamo divertiti tantissimo anche quest'anno, grazie alla collaborazione con la Proloco e soprattutto grazie al fatto che qui abbiamo istituito la cattedra di teatro. La mia dirigente, che è qui di fianco, la professoressa Ferrazza, abbiamo istituito la cattedra di teatro perché crediamo che teatro sia una summa anzi di tutte quelle competenze che ci vengono richieste anche in questo momento per quanto riguarda l'educazione civica. Ci crediamo, infatti qui dietro abbiamo i nostri ragazzi di quarta che stanno anche svolgendo il PON di teatro, quindi loro mi hanno aiutato sia per quanto riguarda la scrittura del testo, che si scrivono comunque i ragazzi di prima di Castagnaro, e sia per il montaggio del video. Ci siamo divertiti, facciamo scuola in un modo in cui piace a tutti e in questa maniera riusciamo anche a far rivivere e a non far perdere soprattutto le tradizioni della cultura veneta, di questo meraviglioso popolo. Certamente, quando si impara e si insegna con il cuore, poi le cose rimangono per sempre.
Grazie davvero di cuore e buona continuazione ovviamente di progetti e progettualità. Grazie. E noi passiamo dalle leggende e ai misteri ai personaggi storici, ai grandi eventi, alle rievocazioni storiche. Premio sempre di 600 euro per la sezione scuole superiori di primo e secondo grado, va alla scuola secondaria di primo grado dalle Laste di Marostica. Il titolo del progetto: Mario Rigoni Stern, poeta e maestro di vita. La clip. Questa è la lettera che avremmo voluto inviare a Mario Rigoni Stern. Marostica, 21 febbraio 2022. Ci siamo lasciati coinvolgere dal linguaggio semplice e diretto, ma anche specifico, che utilizzi nei tuoi scritti. Il libro che ti ha reso famoso, Il sergente nella neve, racconta di te ancora ragazzo. Abbiamo visto un video in cui raccontavi un incontro straordinario nella guerra. Quello tra te, un soldato italiano stanco e affamato e gelato, e un gruppo di russi attorno ad una tavola preparata per il pranzo. Fin da quando eravamo piccoli abbiamo imparato che la natura va difesa. Tu, però, ci hai fatto capire concretamente che cosa significa questa espressione. Dobbiamo aver cura della natura. Dobbiamo fare ciò che serve perché il nostro rapporto con essa sia equilibrato. Eccoci in diretta. Allora, grazie anche a voi per la vostra presenza, per il vostro lavoro. Lorena Mazzeracca, insegnante referente, e vedo anche i protagonisti poi del progetto. A voi la parola per raccontarci come è nato. Buongiorno, noi abbiamo lavorato con questa classe intorno alla figura che Mario Rigoni Stern ricopre nel nostro territorio. Abbiamo capito durante le rievocazioni per il centenario della sua nascita che era un personaggio veramente calato nelle famiglie del territorio, chi lo conosceva personalmente, chi ricordava ciò che lui diceva, faceva, come lui si relazionava con l'ambiente, con le persone, con le scelte da fare. Abbiamo pensato che fosse giusto far conoscere questa persona così saggia e così significativa ai nostri ragazzi, e quindi abbiamo offerto loro la possibilità di conoscere le sue opere e di riviverle come messaggi per costruire le proprie scelte di vita. Lascio ai nostri ragazzi la possibilità di presentare il loro lavoro. Noi alunni della classe seconda F abbiamo avuto l'opportunità di conoscere lo scrittore Mario Rigoni Stern, di cui ricorreva lo scorso anno il centenario della nascita. Siamo rimasti colpiti da una lettera che ha scritto a noi ragazzi per farci fare un viaggio insieme a lui nella bellezza del nostro stupendo territorio veneto. Un po' alla volta, leggendo i suoi libri e ascoltando le sue interviste, abbiamo capito che cosa ne pensava della guerra e della responsabilità che gli uomini hanno verso la natura. Abbiamo scritto una lettera a 52 mani cercando di esprimere la nostra immensa ammirazione nei suoi confronti. Poi abbiamo pensato di realizzare un video in cui abbiamo utilizzato disegni realizzati da noi. Con matite, penne e colori abbiamo voluto rendere accessibile e facilmente comprensibile a tutti la vita di Mario Stern. Al termine di quella che ci è sembrata una grande avventura, resterà il ricordo di un uomo esemplare, un esempio per tutti noi, che ci ha fatto conoscere aspetti meravigliosi del nostro bellissimo territorio. Grazie, grazie di cuore. Io ragazzi vi dico a tutta la classe, vogliamo fare un applauso a Mario Rigoni Stern e alla vostra insegnante per questo percorso? Lo facciamo forte? Tutte le insegnanti. Non sento l'applauso però ragazzi. Bravi, un premio meritato, grazie ancora. Noi proseguiamo nel percorso di premiazione. Intanto vedo la vicinanza, la presenza della redazione di Cultura Veneto che ci saluta e ci sostiene anche dalla pagina social. Grazie ovviamente di cuore. Sezione scuole dell'infanzia, scuole primaria, il premio di 600 euro va alla scuola primaria De Amici di Lissaro Mestrino, provincia di Padova. Spero di pronunciare bene. Intanto ben trovate.
Lissaro ed il suo palio, giusto? Lissaro ed il suo palio, i suoi colori, la sua gente, tra storia e tradizione. Il titolo di un progetto, andiamo in clip. Ragazzi, oggi parliamo di questo territorio. Dimmi Giovanni, come si chiama questo paese? Lissaro. Tu, Luca, in che regione si trova? Trova in Veneto. Laura, dimmi, in quale provincia? In provincia di Padova. Marco, sapresti dirmi in quale comune? Nel comune di Messalino. Con 2 teste di drago, a cosa serviva? Il dragone con 2 teste lo troviamo nel vessillo padovano, ma anche posto davanti ad un carro particolare chiamato il carroccio, custodito nel castello di Arlesega, e serviva all'imperatore Federico II per riscuotere le tasse. Perché i vicentini avevano come simbolo un asino? Avevano come simbolo l'asino perché era di proprietà della famiglia dei Mussato, prima vicentina e poi padovana. Io sono stata attirata dal suono dei tamburi. Eccoci in diretta nuovamente, presente Silvia Cenghiaro, l'insegnante referente, e non solo. A voi ovviamente la parola per raccontarci tutto quello che avete svolto. Buongiorno a tutti, sono in compagnia dei nostri alunni, dell'altra collega che è referente anche lei per l'altra classe. Siamo in un piccolo paese in provincia di Padova, siamo al confine con Vicenza. Perché abbiamo scelto questo progetto? Innanzitutto per conoscere il nostro territorio, le usanze che ci sono, e il modo migliore era appunto partendo dalla nostra festa paesana, che è il Palio, che avviene a fine agosto. Questo progetto ci ha permesso di uscire nel nostro territorio e di incontrare l'associazione Amici del Palio, l'azienda agricola Terra degli Asini, che ci hanno permesso proprio di conoscere questa antica rievocazione storica. I bambini si sono appassionati molto, hanno fatto delle ricerche, hanno coinvolto anche i loro genitori e abbiamo scoperto, grazie alle famiglie, che molti di loro sono stati addirittura dei fantini durante il Palio oppure sono dei figuranti, e questo ha contribuito ad arricchire la nostra ricerca. I bambini poi hanno avuto modo di incontrare chi ha creato il Palio, quindi gli amici del Palio, e avere uno scambio diretto. Come avete visto anche nel filmato, è un connubio tra noi e loro nella realizzazione di questo progetto, che abbiamo intenzione di proseguire anche nei prossimi mesi e anche ancora l'anno prossimo, per approfondire sempre più questa rievocazione storica. Beh, complimenti, che dire. Grazie ovviamente della vostra partecipazione, spero che siate stati soddisfatti anche del risultato. È una sorpresa, questa non lo sapevamo, siamo molto contenti e del tutto è gradita e ci ha proprio colto di sorpresa, non sapevamo. Allora un abbraccio. La rosa, ma non così tanto. Un abbraccio, un saluto ai ragazzi e ai bambini dietro, ciao a tutti, ciao ragazzi, ciao, complimenti ancora e bravi, continuate così, però rimanendo sulla scuola di Lissaro, che ha presentato questo progetto riguardante una delle rievocazioni storiche del Veneto, una delle sinergie tra l'altro attivate quest'anno con il concorso, quindi le manifestazioni storiche iscritte al registro regionale appunto, quali pali, giostre, rievocazioni, espressioni del patrimonio storico e culturale del Veneto. È quindi presente per un saluto il presidente dell'associazione che raggruppa queste manifestazioni, mi riferisco a Massimo Andreoli, presidente di Associazione Veneto Storico, Rievocazioni Storiche del Veneto. Presidente, buongiorno a lei, ci ha seguito, ha visto quante meraviglie? Sto seguendo, mi sposto un pochino perché eccomi qua, perché sono nella controluce. Siamo qui nella sede in Piazza San Marco, ma le grandi finestrone che ci hanno. Quante meraviglie, che meraviglie ci presentano i ragazzi? Assolutamente, devo dire che sono stati veramente tutti molto bravi. Ho seguito, mi sono andato da un po' e quindi ho seguito la lettera a Rigoni Stern, il Palio di Lissaro, la battaglia di Castagnaro. La nostra è una storia ricca, la nostra è una terra ricca di storie, di tradizioni, di saperi
e vanno custoditi e vanno raccontati in maniera anche così un po' divertente, come hanno fatto i nostri alunni. A tutti loro vanno ovviamente i complimenti, sono veramente bravi anche ad interpretare la storia e la evocazione in maniera divertente, simpatica, ma comunque consapevole. Vanno agli insegnanti, insomma, tutta la struttura e alla regione. Quindi cosa posso dirvi se non continuare così? Far sì che la storia sia veramente magistra vitae, perché abbiamo visto che tante volte, dimenticando quella che è stata la nostra storia anche recente, si possono ricommettere degli errori, come stiamo vedendo e vivendo in questi giorni in altre parti del mondo. Quindi grazie a tutti i ragazzi, il Veneto terra di storie e di storia, di sapore e di sapere, e adesso anche gli magnifici giovani che queste cose le capiscono, le amano, le custodiscono. Certamente, e complimenti a lei per l'analisi, perché davvero hanno fatto tutto con grande consapevolezza, lo si evinceva davvero dai lavori. Grazie ancora e buona prosecuzione anche a lei per le attività della sua associazione. Grazie. Grazie, buona storia a tutti quanti. Benissimo, grazie ancora. Noi siamo arrivati davvero alle conclusioni. È stato talmente interessante, davvero, che il tempo vola, ma abbiamo dei premi speciali. Dei premi speciali per tutti e tre gli ambiti. Queste scuole e classi che nomineremo riceveranno ognuna un premio di 400 euro. Io farò una carrellata, le nominerò tutte quante, li vedremo ovviamente collegate e dopo andremo in chiusura con dei commenti. Allora, premio speciale di 400 euro nell'ambito 1 va alla scuola elementare Martinuzzi, sezioni classi inferiori di Pola, Croazia. Il progetto presentato è Il nostro bel dialetto. Io saluto Susanna Cerlone e Rossana Biasiol Babic, dirigente scolastico e insegnante referente. Premio di 400 euro anche alla scuola secondaria di primo grado Ghedini di Villa Bartolomea, provincia di Verona, Le Anguane di Carpenea, presente Riccardo Cederin, l'insegnante referente che abbiamo già visto. Ancora per il liceo linguistico Albert Einstein di Piove di Sacco va lo stesso il premio speciale per il lavoro intitolato Goldoni alle Retour, presente Cristina Caiumi, l'insegnante referente. Ho messo il microfono qua adesso. E ancora andiamo avanti nell'ambito 2, premio speciale per la scuola primaria Collodi di Codogné, provincia di Treviso. Il titolo del progetto Codogné ieri e oggi. Ha collaborato in questo caso nel progetto anche la Proloco di Codogné. Un saluto anche a Flora Dalozzo, l'insegnante referente. Ancora per la scuola primaria di Noventa di Piave, Elvar de Frasion ha collaborato nel progetto la Proloco di Noventa e di Musile di San Donà di Piave. Un caro saluto a Maria Teresa Fiumicelli, l'insegnante referente. Anche a voi premio speciale di 400 euro, come premio speciale di 400 euro all'Istituto Superiore per Made in Italy, indirizzo enogastronomico di Noventa Padovana, questa volta per il progetto Sotto il Salone. Un saluto ancora a Giulia Friso, l'insegnante referente di questa progettualità. Andiamo ai premi nell'ambito 3, ai premi speciali, sempre per la scuola primaria. Aldo Moro di Portoviro, provincia di Rovigo, il titolo del progetto premiato, Il filo blu, il fiume Po racconta, cronaca dell'alluvione del 1951. Un saluto a Renza Antico, insegnante referente. Premio speciale anche per l'Istituto Tecnico Economico Piovene di Vicenza, In viaggio con Antonio Fugazzaro. Il titolo presente e un saluto a Anna Maria Perazzolo, l'insegnante. Ancora premio speciale nell'ambito 3 per il Liceo Artistico Boscardin di Vicenza. Il titolo dell'opera presentata in concorso, Il presunto padre del Veneto Ezzelino III da Romano. Un grazie a Maria Pia Dall'Armellina, l'insegnante referente. Noi siamo arrivati davvero a conclusione di tutto questo percorso. Farei rientrare
se è possibile, tra poco Fabrizio Tonon e il presidente Folladoro, ma c'è una clip generale che parla di questi progetti. Pola, se la nostra vita in questa parola. Tentate mettere due parole insieme in tel nostro bel dialetto polesan, ne dà coraggio, forza, speranza de un pacifico sereno e bel doman. Parlar del bosco Siana, de Stoia, de Castagner, de Valcane o Val Sabbion provo contentezza, gran gioia e anche un bit de compassione. Per andare a dormire se diceva in paion. Così rompeva il letto se chiamava il marangon. Noi ci impegniamo per il nostro dialetto, modestamente quel che possiamo dare, con tutto il cuore, con tutto il nostro affetto, che non muori per farlo rispettare. Siamo a Carpanea, villaggio adagiato lungo le rive dell'Adige, nel 589 d.C. Il villaggio vive di agricoltura e pesca, i commerci fluviali sono prosperosi e ricchi. Moro, sta calmetto, Sì, vabbè. Anche più boccia di una volta, che ha sempre qualcosa da dire. Però si sta proprio bene qua, è passato molto tempo da quando eravamo tra gli antichi mesopotami. Sì, è proprio vero, è tutto abbastanza tranquillo. Oh, Riccardo! Oh! Arriva acqua da te! No, niente, sta morendo tutta la segale, tutto l'orzo, tutto! Perbacco. E fu così la famosa orta della Cucca del 589 d.C. Aveva interessato tutti i territori intorno al fiume Adige. Tutti i personaggi si sono salvati, ma quando le anguane si risveglieranno, cioè nel 1387... Ma questa è un'altra storia. Buonditose, che vestiti vengono, sì, ciao. Buondì, Lina. Decorsa, ma dove siete andate? Andiamo tutta la storia da casa. Vedete una festa con i francesi. Una festa bella. Matteo, sei pronto? Attacca, dove sei quasi pronto. Oh Filippo, cazzo posso farlo? Siamo via e Lina. Oh, io ho fatto niente, Cioè, e ora, ascoltami, anche come Godoni, dal Veneto vado a Parigi e dopo torno anche in trio. Mamma, la Godoni, Aletti. Ci siamo un po' divisi e siamo dati delle finestre, abbiamo ricaricato i disegni e dopo abbiamo colorato con i colori ad olio. Mi piacciono le fontane perché l'acqua è molto importante per la vita. I miei disegni erano di una vecchia casa che c'era coloniera colonica e a me piacciono vedere le cose vecchie e di una volta. Ho usato il viola, una specie di rosso, il giallo e il blu. Mi piace molto l'asino e mi piacciono anche gli alberi. Per dare Antonio dipende l'orgasmo e onorare i buoni rapporti con le canadiensi da 1200. Vengono a fare museo alle 17 agosto. Hanno stava studiando su schiaffi, ma Dio do caponi. Restando valido il libro e il capone dei confronti aperti. Il progetto nasce dalla collaborazione con Superfry Lab e Alberto Bullago. Consisteva nello scrivere articoli di diverse tematiche alimentari collegate con le botteghe di sotto il salone e il mercato coperto di Padova. Mi ha aiutato a crescere dal punto di vista letterario e mi ha insegnato come scrivere degli articoli di giornale, ma soprattutto mi ha aiutato ad apprezzare tutti i prodotti della nostra cara Italia. Attraverso la redazione degli articoli ci siamo accorti dell'importanza della scelta degli elementi stagionali. Ci può spiegare il motivo? Sono Aurora Levorato della quarta ISMI e ho apprezzato particolarmente questo progetto perché mi ha permesso di scoprire caratteristiche che prima non conoscevo dei nostri prodotti.
Il Po non è un semplice corso d'acqua, è amico-nemico. Proprio dal mio nome antico, Padus, deriva l'aggettivo padano. Lo so, ho un carattere un po' irruento e nel corso della storia parecchie volte ho esagerato, uscendo dal mio alveo. In viaggio con Antonio Fogazzaro è un progetto rievocativo di 3 giorni da svolgere a Vicenza, dal venerdì alla domenica, la prima settimana di marzo. La finalità generale del progetto è far conoscere Antonio Fogazzaro non solo come romanziere e poeta, ma anche come cittadino impegnato nella società e nella politica. Un cittadino che è stato celebre nei tempi in cui è vissuto. In questo progetto sottolineiamo in particolare l'aspetto della gentilezza nella corrispondenza scritta. Oggi le lettere scritte. Il presunto padre del Veneto, Ezzilino terzo da Romano. E quella fronte, c'ha il pel così nero, è azzolino, così dice di me Dante, collocandomi all'inferno, sommerso in un fiume di sangue, nel girone riservato a coloro che furono violenti contro il prossimo. E io, Ezzilino terzo da Romano, come posso combattere contro la storia che ha fissato nella memoria delle genti le mie gesta solo come crudeli? Nonostante io sia morto da secoli, la mia anima non può trovare. Eccoci di nuovo in diretta, abbiamo fatto una carrellata dei premi speciali, ma volevamo giustamente, almeno le scuole che non si erano ancora collegate in diretta, fare dei saluti magari veloci perché l'ora è tarda. Non lo so dalla regia se entriamo con l'Albert Einstein, immagino. Un caro saluto, un abbraccio, complimenti. Grazie. Buongiorno a tutti. Complimenti per il vostro lavoro e per tutto quello che ovviamente fate. Sì, vi ringraziamo tutti, soprattutto appunto la Regione Veneto, l'UNPRI, per la vostra bella opportunità. Siamo veramente felici di ricevere questo premio e vorrei anche ringraziare soprattutto la nostra dirigente Alessandra Bovoli che ci ha permesso di fare tutto ciò, e le mie colleghe, professoresse Bellesso e comunque niente, grazie a tutti. Grazie a voi, complimenti, l'applauso ve lo facciamo noi. Andiamo magari anche alla scuola primaria a Noventa di Piave? Ci siamo? Ciao bambini? Siete in diretta? Mi sentite? Io vi faccio anche ciao, non vi sentiamo, ma vabbè, è importante il vostro saluto. Allora, complimenti ancora, grazie di cuore al vostro progetto, alla vostra partecipazione, spero siate davvero felici. Ecco, vi sentiamo bene adesso. Bravi ancora. Andiamo avanti, complimenti anche alla scuola primaria Aldo Moro di Portoviro. Eccoci con i referenti, anche in questo caso l'audio per il momento non c'è, mi confermate, però il saluto c'è. Allora, complimenti ancora, bravi e partecipate. Vedo che c'è festa e gioia alle vostre spalle, è quello che conta, però insomma c'è anche da essere soddisfatti anche per gli insegnanti che si danno da fare, che seguono i nostri ragazzi, i nostri bambini con davvero dedizione e cuore. Grazie ancora. Il nostro percorso di saluto si sposta nel Vicentino, all'Istituto Tecnico Economico Piovene di Vicenza. Eccoci qui in diretta. Grazie davvero. È stata una grandissima opportunità, siamo felici. E siamo felici anche noi per voi. Ciao ragazzi, complimenti. Bravissimi, e rimaniamo a Vicenza, andiamo al liceo artistico Boscardin, vediamo se ci siamo. Eccoci qui, Maria Pia dall'Arbellina assieme ad altri ospiti. Allora, sì. Immagino soddisfazione anche da parte vostra. Certamente, vogliamo ringraziarvi per l'opportunità con questo concorso di conoscere la storia del Veneto. Siamo molto felici di aver ricevuto il premio e ringraziamo per l'organizzazione. Qui le mie 2 studentesse rappresentanti di classe che portano i saluti da parte di tutta la classe e da parte anche del dirigente scolastico.
Grazie davvero di cuore, ricontracambiamo davvero, complimenti e non perdiamo d'occhio il concorso per l'anno prossimo. Grazie davvero, buona continuazione. Dal Vicentino ritorniamo all'Istituto Superiore per Made in Italy, ok? Sotto il salone. Complimenti ancora. Grazie ancora, grazie a voi. Grazie. Un abbraccio davvero e buona continuazione di cuore. Andiamo per ultimo, immagino, alla scuola secondaria di primo grado Ghedini di Villa Bartolomea in provincia di Verona. Eccoci qui di nuovo. Rieccoci di nuovo, buongiorno. Di nuovo e complimenti anche per il premio speciale. Ok? Grazie a voi. Grazie a voi. Il premio meritato. Allora, noi chiamiamo proprio in conclusione Fabrizio Tonon per ovviamente, Fabrizio, vedere e seguire tutte queste progettualità ogni anno è un'emozione, è una sorpresa, è una scoperta e ci accende anche la voglia di approfondire, no? È davvero un dono che sì. I ragazzi e i loro insegnanti ci fanno. È una vera e propria emozione, quasi pelle d'oca. Quindi chiudiamo, ringrazio naturalmente te, il tuo staff, naturalmente Paola, che naturalmente non la vediamo dal vero, ma credo ci sia. È alle mie spalle, dietro il vetro. Bravissima. Poi tutta la regione, naturalmente, l'istituto, l'ufficio scolastico e tutti coloro che hanno partecipato. Mi va ed rinnovare i complimenti anche alle altre 38 progetti che purtroppo non hanno avuto questa menzione, ma vanno e costituiscono un patrimonio per noi e lo conserviamo gelosamente, e quindi onore e praticamente anche grande soddisfazione per noi, e vogliamo gratificarli anche se non li citiamo uno a uno, ma li gratifichiamo tutti per il lavoro che hanno fatto. Quindi è un arrivederci per la prossima edizione. Ringrazio di nuovo ancora tutti i componenti della commissione e quanti hanno collaborato a far venire e riuscire molto bene questo progetto. Porto naturalmente i saluti, non vedo Giovanni, ma porto i saluti a tutte le proloco che hanno partecipato e coloro che sono intervenuti anche da parte dell'UMPLI regionale, che naturalmente vi aspetta a un prossimo appuntamento, che è quello di domenica prossima, e poi l'arrivederci al prossimo anno scolastico e al prossimo concorso. Certamente. Un ringraziamento quindi davvero di cuore a tutte le scuole che hanno partecipato al concorso, alle Proloco che hanno dato vigore al concorso, a Regione del Veneto, al MIUR e giustamente a Fabrizio Tonon. Grazie a te per la passione e per ovviamente dirigerci in questo percorso. Grazie anche alle anziane del gruppo, Valentina ed Alessandra, ovviamente, che saranno contente del saluto, e soprattutto, allora lo ridiciamo, domenica prossima dalle 11 collegamento in diretta per questa grande festa dei Colli Veneti che si celebrerà al Castello di Conegliano, ma che ci sarà un collegamento virtuale con la presenza dei rappresentanti di tutti i colli del Veneto. Grazie ancora Fabrizio e buona continuazione a tutti di giornata. Grazie. Ciao a tutti.